e continuiamo a leggere questo bellissimo libro. Vediamo se abbiamo anche delle immagini, che così vedrete veramente sono delle immagini molto belle del libro che ha sorvolato questa meravigliosa, qui stiamo vedendo il Lido di Venezia, guardate che bello, guardate che foto che ha questo libro, una panoramica sempre di Venezia. No, perché è bello vedere anche le foto, visto che abbiamo la città più bella del mondo, meglio guardarcela ogni tanto. Quelli a casa che magari non riescono a muoversi, vediamo se ce ne sono ancora. Guardate anche qua che bello. Sono tutte sulla laguna, tramonti, guardate la bellezza. Siamo a Venezia, Guardate che belle queste foto che abbiamo ricavato da questo bellissimo libro. Allora, intanto che io leggo, voi guardate anche le foto che continueremo ad proiettare. La pianificazione della rotta è conclusa. Valutate le prescrizioni lungo tutta la tratta, le quote di sicurezza da mantenere sopra le montagne, i tempi di salita, la direzione dei venti, le zone di non sorvolo, la velocità di crociera che verrà tenuta dallo Junker A60. 15 litri l'ora di consumo medio previsto, una durata prevista di circa 4 ore. Le condizioni meteo su vasta scala sono buone e indicano finalmente un campo di alta pressione stabile. Pronti a partire. Tutto è pronto e di primo mattino nel vestirsi prevale la concentrazione e un senso di responsabilità assoluto nell'effettuare il check prevolo. Non c'è spazio per pensieri privati, se non un flash al decollo. Su quel lungo prato prospiciente il quartier dello Junker, nello scorrere per l'ennesima volta la schermata che riporta quel piano di volo che da lì a poco verrà trasmesso via radio e poi ripetuto lungo tutto il percorso di oltre 800 km. Ma non è solo il chilometraggio che dovrà essere tenuto monitorato, ma anche la presenza di eventuali celle temporalesche che si possono formare anche velocemente d'estate, localmente lungo la via, e poi si dovrà prendere quota con questo splendido aeroplano perché dopo le immense radure fino ad arrivare al lago di Costanza e da lì su Liechtenstein inizierà la parte più impegnativa. Non c'è posto adesso per l'emozione, occorre la massima concentrazione. Il volo in montagna comporterà possibili turbolenze e improvvise folate di vento, seppur in una giornata come quella, ritenuta quasi ideale per quella impresa. Vanno gestite con prontezza e perizia. Nulla a che vedere con quei voli di linea ben visibili sopra le loro teste per via delle lunghe scie bianche che lasciano al loro passaggio e che avvengono a poche migliaia di metri d'altezza, anziché a poche centinaia come loro, dalle cime di roccia. Quelli sono aeromobili enormi, pressurizzati, dotati di ogni comfort e di pluripropulsori a getto. In questo momento il velivolo monomotore tripala invece sta viaggiando ad una velocità di poco superiore a quella di un'automobile in autostrada. Leggo questo libro Leone Alato, vedete anche le foto che ringrazio il nostro Edoardo in regia che le ha veramente proiettate perché sono veramente belle. Guardate che immagini che abbiamo della laguna di Venezia. Cosa ne pensa Marco Andreotti, che è titolare di un negozio molto importante e anche un corridore, oltretutto corro a piedi, di quello che sta succedendo? Ecco, io leggo questo libro perché c'è questa creatività di questo bambino che diventa adulto e si fa lui l'aeroplano, diventa uno dei più belli e bravi ingegneri, ma soprattutto la manualità. Lei ha un negozio, cosa vuol dire Andreotti? Com'è la situazione? Perché io devo dire la verità, e parlavo prima con Marco Andreotti, che vedo tanti giovani nei nostri locali educati, bravi, che cercano anche loro di non annoiarsi, ma di prendersi qualcosina, vuoi per studi, vuoi per quello che vuoi, ma anche però di imparare ci sono qualcosa. dei bravi ragazzi. Il problema è che vediamo sempre gli esempi negativi, non ci fanno mai vedere quelli invece che lavorano, e sono veramente tanti. Qualcuno dice, ma insomma, sì, ma non vogliono essere sfruttati, questo è il grande problema che qualcuno deve capire, lavorare sì, ma anche con dignità. Prego Andreotti. Condivido in pieno le tue parole e giustamente non è che non vogliono, non devono essere sfruttati e giustamente vanno retribuiti nel giusto,
nel giusto, perché ritengo che sia così, e giustamente anche devono imparare un lavoro, come tutti lo abbiamo imparato. Dopodiché faranno poi le loro scelte e le loro valutazioni. Capita di vedere nei locali pubblici in città, io abito in città, un turnover pazzesco, e ritengo che il turnover pazzesco non sia solo dettato da quello che in questo momento diciamo in tanti, che questi ragazzi non hanno voglia di fare niente, non hanno voglia di studiare, non hanno voglia di lavorare. La voglia c'è. Anche ai nostri tempi, Mirella, c'erano quelli che non avevano voglia di fare niente, è inutile che ci nascondiamo. Non è cambiato il mondo. Esatto, esattamente. Il mondo si è modificato, sicuramente si è modificato, forse non riusciamo a reggere determinati ritmi o non vogliamo vedere determinati ritmi, però questi ragazzi devono crescere con questi ritmi, devono assecondarsi a questi ritmi, e per tali credo che vadano anche aiutati. Certo. Questa è la mia opinione semplicissima. Ribadisco, dei bravi ragazzi ci sono, e come tutte le cose, se le coltivi bene, fruttano bene. Allora andiamo a vedere invece questo servizio di una titolare di un negozio importante, molto conosciuto, Sommariva. Chi non si ricorda della gelateria Sommariva, cosa dice questa titolare? Andiamo a sentire. Non si placa lo spirito di vendetta di alcuni leoni da tastiera che dietro a profili fake continuano a lasciare recensioni negative alla gelateria Sommariva, locale storico di Treviso che ha riaperto da poco, al centro di una vera e propria campagna diffamatoria che arriva dopo un fatto avvenuto il 29 maggio. 2 ragazzi erano stati allontanati dal titolare perché stavano importunando una cliente. Antonella Tocchetto, consigliere del Partito Democratico, non usa mezzi termini. Bisogna, come dire, essere veramente molto severi. In questo caso qua io prenderei questi ragazzi e gli direi: bene, da domani mattina in quell'area là andate a pulire tutte le mattine con un obbligo. Ma poi aggiunge: scrivendo recensioni non veritiere si può rischiare di dover risarcire il locale. O provi che effettivamente quel gelato ti ha fatto venire mal di pancia, e non è vero, altrimenti puoi rischiare di aver fatto un commento che si potrebbe verificare come una richiesta di risarcimento danni per danno d'immagine. Lo dico così in modo semplice. L'esasperazione del titolare è diventato bersaglio di continue frasi denigratorie dopo aver scacciato i ragazzi molesti. Le parole possono fare male, si può incorrere veramente in quello, non vorrei usare questa parola, però mi viene proprio un bullismo, una sorta di bullismo. Fare una recensione con troppa facilità o senza misurare le parole, ecco, si può fare del male alle persone. Recensioni che hanno fatto scendere il locale nel gradimento. L'appello della moglie del titolare. Chiediamo ai nostri clienti di lasciare, che hanno realmente visitato il locale, che ci conoscono e che sanno come lavoriamo, di lasciarci una recensione reale, anche non positiva, non è necessario, ma reale, insomma, perché le recensioni devono essere spunto di miglioramento e critiche costruttive, non una maniera per denigrare il lavoro delle persone. Non solo, ma la gelateria si trova proprio nel cuore della zona rossa. Quando le forze dell'ordine si spostano, la sicurezza, ci dice la moglie del titolare, viene meno. Servirebbe un presidio fisso. Quando si esce alle 8:30 dal locale, se sono da sola, io mi faccio accompagnare assolutamente, e non voglio che i miei ragazzi escano dal locale da soli, tanto è vero che abbiamo strutturato un sistema nostro interno di sicurezza per il quale nessuno sia costretto ad uscire da solo. Allora saluto anche Alessandro Dianin, Presidente Orizzonte, che è arrivato. Grazie Alessandro, parleremo anche di giovani con lui. Però prima di commentare sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia, perché Zeac aspetta. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Mica parlo di un'altra roba, Mirella. So Dio dirti, adesso i buoni insegnarmi a far tutto, perché ne altri invece non sono buoni a fare niente. Una volta, quando che andiamo a casa a mangiare, va bene, se sentiamo intorno e mangiamo quello che era, fine. Adesso devo il nutrizionista, perché se no che fa mal questo, che fa mal questo. Ma le cose, non avremo neanche gli occhi a piangere. Ma no, ma non c'era, ma siamo di parlare di robe inverosimili, perché i giovani intanto una volta erano molto più educati nei confronti di invece del vivere, perché
ti potevi fare una marachea, ma se ti facevi qualcosa di più grosso, anche a chi che non ti conosceva, ti dava 2 spiegazioni e il papà non si lagnava. Ed è un certo sistema. Adesso devo il chef, devo il questo, ma che cosa, Mirella? Una volta eravamo tutti uguali, dormimmo su camere, dormimmo in 8, uno da piede e uno da testa. In campagna aveva il bagno fuori a 10 metri, a Pallavarsi avremo il Masteo, ma non siamo venuti su delinquenti, anzi dobbiamo creare il Veneto, perché la voglia di lavorare che aveva i Veneti, che ne c'è pochi, chissà che sui campi cosa che lavorava, mi sono veneziano, andavo a tornare roba a Sant'Erasmo, famiglie da 15 persone che al pomeriggio andava a suonare la roba per portarla a Rialto. Ma non avevamo tanti vivi per la testa. Quello che pensavamo che amavamo, che volevamo avere, ne toccava lavorare, cercare di mettersi lì i soldini e comprarsela. Adesso tutti i genitori, che comprai tutto, bisogna che sappia il valore dei soldi. Perché se assunto l'avvocato, mi sono nonno, ha capito così, perché quei discorsi, se ti darà anche ti darà a tonelli. Sarà anche giusto, però quando che parliamo che dico che il nonno una volta che avevo lasciato a spaccare la vita, mi sono andato a 10 anni perché avevo banchi di frutta e verdura e perché ero su un banchetto che vendevo i limoni. Quando che lei che mi diceva ma tua amore va da casa c'è duro sto limone, e ho buttato intera che era da russata qui piena da tenere. Voglio dirti, non erano gnocchi, erano tutti che avevano una certa esperienza, perché la vita ti impari non sui libri, che impari vivendo. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, sei stato molto chiaro, gli esempi di Rinaldo sono sempre fortissimi. Allora saluto appunto Alessandro Dianni che si occupa di questa veramente associazione bellissima Orizzonti, che poi spiegheremo per chi non lo conosce. Allora come vuoi rispondere al nostro Rinaldo, i giovani? Che giovani vedi? Tu sei giovane, io prima parlavo con Marco Andreotti, dicevo ma scusate io vedo solo ragazzi bravi che vogliono lavorare nei bar, in qualsiasi posto, negozi di qualsiasi tipo, anche al mare, bagnini. Io vedo ragazzi giovani. Il problema è che ci fanno vedere sempre gli esempi negativi e mai quelli positivi. Certo che però questi ragazzi non sono più i ragazzi di una volta di Rinaldo. Questi ragazzi vogliono rispetto, vogliono avere un adeguato stipendio al lavoro che fanno. E non puoi mettere nella busta 3 ore, 5 ore, 7 ore, poi ne fai 10 e ciao, ci vediamo, e magari anche insultarli perché magari stanno imparando, perché bisogna anche dire come stanno le cose. Ma perché non ci fanno vedere gli esempi di quelli che lavorano? Ma perché dobbiamo vedere sempre di quelli che non lavorano, che non hanno voglia di fare niente, che le risse? Facciamo vedere quelli che veramente lavorano. Prego Alessandro. Hai ragione Mirella. Io credo che come in tutte le generazioni, perché poi anche questo è un elemento, ci siano ragazzi più bravi, ragazzi meno bravi, ragazzi che magari tendono a fare marachelle o anche delle cose che è giusto non chiamare marachelle ma col loro nome, anche talvolta a delinquere, a fare atti che non vanno bene. In quel caso è giusto che questi ragazzi imparino le regole attraverso anche delle sanzioni. Ma poi ci sono tantissimi altri ragazzi che, come ricordavi benissimo, lavorano e talvolta neanche da una condizione privilegiata, perché io conosco tantissimi miei coetanei che per studiare, come giusto, hanno un lavoro, si pagano gli studi perché magari i genitori non sono nelle condizioni di garantire un percorso universitario continuativo. Per cui ci sono anche tanti ragazzi che si impegnano, che stanno nelle associazioni, stanno nei comitati, nelle parrocchie, e io credo, come ricordavi benissimo, che questi vadano valorizzati. Perché molto spesso non si valorizzano? Perché è chiaro che anche il sistema mediatico cerca delle notizie che possano essere interessanti per i lettori e purtroppo talvolta sono più interessanti le notizie negative rispetto agli esempi virtuosi, però ci sono anche degli esempi virtuosi di trasmissioni come questa che invece portano in evidenza quelli che sono gli esempi più positivi. Sentiamo anche Marco Andreotti intanto come commenta, e veramente un grande abbraccio a questi titolari di questo importante punto di riferimento della città che è Sommariva, un punto veramente importante, e bravi, sono veramente delle persone eccezionali, è un fiore all'occhiello. Un amico mio da qualche anno a questa parte, ogni volta che mi parla di lavoro, e lui è nel mondo finanziario, mi dice che voi siete degli eroi, rivolto a chi commercia
in Treviso, ma sono un po' le problematiche di tutte le città in questo momento. Come la vedo? Basterebbe, secondo me non ci vuole tantissimo, ci vorrebbe qualche regola un po' più ferrea. Condivido appieno le sue parole, e se qualcuno veramente si adoperasse e le istituzioni ci sono, perché noi non siamo dei disgraziati, non siamo dei delinquenti, siamo cresciuti. E quindi ritengo, perché adesso non voglio andare nel singolo caso, perché se vai nei singoli casi si aprono dei capitoli infiniti, non ne vieni più fuori, dopo uno si agita e cose così. Ritengo che ci siano delle possibilità per poter portare avanti un piano interessante per questi giovani. Chiaro che vanno messi in atto, così è troppo poco, secondo il mio parere. Allora, come vede Sbaglio. il lavoro di questa amministrazione, Marco Andreotti? Perché tutti quanti cercano di fare qualcosa, ma non è sempre facile. Ci sono le leggi, ma se non vengono applicate, oppure non hai la possibilità di applicarle perché manca il personale, se manca sempre qualcosa qua per quello che serve alla sicurezza dei cittadini. Però i politici, quando si spostano, hanno le guardie del corpo, hanno tutto quello che serve. Noi non abbiamo mai niente, dobbiamo arrangiarci, fare anche le ronde. Ma effettivamente è vero quello che tu dici, anche da parte loro ci vorrebbe un po' più di cura. Il nostro buon Mario ha fatto cose Mario Conte intende il sì, sindaco? Mario Conte sì, perché con lui condivido una passione che è quella della corsa a piedi. Ne abbiamo visti tanti in città quest'anno, sono le più importanti, vero? Sì, Anche l'altro ieri. sì, diciamo sì, Ieri. che poi mette in ebollizione una grossa parte dei residenti in centro, perché dicono che la città è troppo spesso chiusa, cose così. Condivido fino a un certo punto questa cosa, essendo parte anch'io del ramo marcio, come dicono loro, però effettivamente porta comunque del movimento in città, li porta prevalentemente verso i locali che distribuiscono cibo e bevande, però anche lì un po' alla volta, se si vuole, si potrebbe comunque lavorare. Facendo un passo indietro, è difficile fare solo delle colpe a Mario e a tutto il suo entourage. Hanno lavorato all'inizio bene, adesso ci hanno un po' mollato, credo che anche loro abbiano un po' le mani legate. Diciamo che Mario Conte si è sempre schierato a favore per eliminare, chiamiamoli Maranza, chiamiamoli come vogliamo, che comunque a me non creano fastidio, basta evitare le zone, però ti posso assicurare che molti clienti vengono in negozio da noi e dicono: sai, non vengo più a Treviso, non è sicura. Sai, non siamo tutti uguali. Passaparola comincia veramente non siamo a farsi tutti uguali. sentire. Diciamo che quello che una volta era il problema del parcheggio, il parcheggio che mi scade, cose così, adesso è diventato un po' questo: c'ho paura, se vado fino in fondo non mi sento sicuro. Dio, non siamo effettivamente a scene da Far West, ancora un po' oculati, bisogna stare, magari farsi un po' gli affari propri, perché questi ragazzini, prima ancora che la scintilla scatti, sono già in ebollizione, però effettivamente si può fare, secondo me c'è del margine per poter fare. Chiaro che se stiamo tutti inermi non dobbiamo essere però noi cittadini, noi forse possiamo dare qualche buona indicazione, questa è un po' la mia opinione, poi magari sarà sbagliata, non lo so. Però il problema è che molti di noi si girano da un'altra parte, anche per paura, perché passa il messaggio Io purtroppo no. Hanno il coltello, sono veramente, perché sì. Abbiamo visto, quando vedi 2 o 3 esempi di questi, non è che ti venga tanta voglia di andare a passeggio, però devi vedere anche l'altro lato della medaglia, che non è vero che Treviso è il Far West, io lo dico sempre, no, Treviso non è il Far West. Ecco, io giro tranquillamente, certo che devo tenere le antenne alte, certo che mi giro sempre indietro, ogni tanto mi fermo, faccio finta non di eravamo niente. abituati, Guarda, Mirella, per carità, le antenne alte, e parla una poi che è stata aggredita da 7 in negozio, perciò so quello che dico.
Però dire che non si può camminare a Treviso perché c'è la paura di essere aggrediti, assaliti, anche no, scusate, andate a pochi metri di distanza, a qualche chilometro, e poi vedete cosa vuol dire avere problemi proprio di passeggiate. Cosa ne pensi, Dianin? Sta passando questo messaggio del ragazzo giovane, anche ragazza, non solo ragazzo, violento, che tutti hanno paura, è quella paura che vige sovrana, prego. Sta passando anche perché è una risposta giusta, legittima, perché poi se i cittadini hanno un timore fanno bene ad esternarlo, ha un problema che comunque è complesso, posto che, ripeto, il discorso della sicurezza è sacrosanto, una città deve essere sicura, i cittadini devono poterci camminare tranquillamente, ma poi bisogna anche analizzare i problemi nella loro complessità. Io faccio un discorso generale, vedo una generazione che cresce in un periodo storico tutt'altro che semplice. Abbiamo avuto un susseguirsi di crisi importanti, da quella pandemica a quella adesso economica, anche quella climatica per molti, per cui siamo di fronte comunque a uno spaesamento, a un'angoscia generale. Se a questo aggiungiamo che di fatto i luoghi di aggregazione per i ragazzi, le parrocchie, le ho citate prima, ma anche una volta c'erano i partiti politici, ma anche le associazioni studentesche e tutta un'altra serie di gruppi, oggi non ci sono più. Questi sono gruppi che una volta fungevano da reti sociali, da comunità per i ragazzi, che quindi si potevano sentire di appartenere a qualcosa, di far parte di qualcosa di positivo, di non essere soli e di essere l'anello di una catena. Oggi invece c'è molto individualismo e individualità. Io vedo questo, quindi dei ragazzi che non fanno più parte di gruppi ma che sono cani sciolti. Molto spesso qualcuno di questi può incappare in comportamenti che non vanno bene, che vanno ovviamente sanzionati, però se si va ad analizzare in profondità si possono anche capire le cause. Allora spieghiamo anche l'associazione Orizzonti, perché magari qualcuno non conosce il nostro Alessandro Dianin, perciò spieghiamo. Orizzonti è un'associazione, un movimento civico di cittadini di tutte le età che vanno dai 18 agli anni della pensione e che si occupa fondamentalmente di fare qualcosa di buono per la città di Padova. Noi siamo un movimento locale, quindi ci focalizziamo sul comune di Padova. Diciamo bene tutta l'amministrazione, le istituzioni che spesso sono anche in mano a partiti politici. Noi vogliamo da cittadini, da civici, da persone che non hanno tessere di partito occuparci del nostro contesto locale, del nostro territorio, facendo proposte, occupandoci di individuare i problemi e le soluzioni per la nostra città. Leggevo proprio in questi giorni il problema appunto del tram, di queste rotaie che hanno messo sottosopra Padova e molti scontenti, abbiamo sentito anche le telefonate, stiamo parlando di una cifra di 500 milioni al momento. Il problema è che mancano i tram, mancano i treni. Esattamente. Adesso cosa facciamo? Il tram è un'infrastruttura che intanto a Padova esiste già, c'è una linea, per chi non lo sapesse, che percorre la città da nord a sud. I cittadini che ne fruiscono sono anche contenti, è stata fatta 20-25 anni fa e ha di fatto tolto il 30% delle auto da quelle strade. L'amministrazione ha detto con i fondi del PNRR facciamo anche una linea che vada da est a ovest e dalla stazione a Volta Barozzo, che è un altro quartiere, quindi una linea in diagonale. Sono state fatte tutte le linee, cioè le rotaie, sono state quasi finite, lì si è lavorato anche durante i fine settimana, di notte, durante le festività, quindi c'è stata una grande accelerazione. Problema, l'amministrazione ha voluto investire su delle carrozze vecchie, le stesse di 20-25 anni fa, quasi 30, e queste non sono state prodotte in tempo. Quindi noi ci troviamo con i fondi del PNRR che stanno scadendo, le rotaie pronte, ma le carrozze che non sono ancora arrivate da parte di un'azienda francese. E quindi c'è il problema, se non dovessero arrivare le carrozze, i fondi del PNRR rimarrebbero in città, l'Europa se li riprenderebbe, noi ci troveremmo con i cantieri aperti senza sapere come pagarli, come potremmo fare poi a pagarli con rincari magari su tutti gli altri servizi comunali. Le persone cosa dicono? Ecco, tu Alessandro che giri, che senti, che hai questo, cos'è quel sentore? Io credo che le persone a Padova vogliano il tram e siano a favore dell'infrastruttura in sé, ne riconoscano la comodità, la modernità. Dopodiché sono preoccupate però, perché dicono anche se si fa il tram si deve far bene, perché i disagi sul traffico sono stati moltissimi, sono stati tagliati svariati alberi per fare le rotaie, hanno modificato profondamente il territorio e il paesaggio della città. Molti esercizi commerciali sono andati in sofferenza a causa dei cantieri e ci sono stati dei disagi pesantissimi anche per chi tutte le mattine deve raggiungere le proprie scuole, il proprio posto di lavoro.
Quindi i cittadini dicono: bene il tram, però deve essere realizzato con un po' di criterio. La ciliegina sulla torta è la questione delle carrozze che non stanno arrivando. Diventerà un bel problema, perché sapete benissimo che se non riesci a fare i progetti devi restituire i soldi. Poi, per carità, io sono convinta che ci voglia anche buon senso, però anche da parte dell'Europa, perché abbiamo visto cosa è successo, le guerre, le materie prime che non arrivano, cioè tante cose, bisogna anche capire la situazione, dovrebbe essere anche affrontata. Andiamo a vedere anche chiusure e negozi storici. Treviso è proprio una città in cui si chiudono tutti i negozi, adesso anche Marangon e Giovanetti, altri, e quindi se la gente compra online, questo è, gli affitti sono troppo alti e perciò questa è la conseguenza. Serrande abbassate e vetrine spente nel centro storico di Treviso, cresce la preoccupazione dei cittadini per una città che lentamente perde vitalità. Affitti alti, meno vendite, concorrenza dell'online e minore capacità di spesa sono tra le cause più citate. Un allarme rilanciato anche dalla CGIL di Treviso. Noi riteniamo che sia una situazione complicata, un po' per la situazione dei cari degli affitti, quindi affitti troppo alti sia per i negozi ma anche per gli appartamenti e per quindi le persone che vivono in centro. In più c'è un problema di precarizzazione del lavoro, perché ci troveremo con la chiusura dei negozi con lavoratori che andranno in cerca di altri lavori. Per la segretaria Sara Pasqualin non è solo un problema commerciale, sociale e occupazionale. Meno negozi significa meno lavoro, meno servizi di prossimità e un centro che diventa meno vivibile e meno sicuro. Il sindacato chiede un confronto tra istituzioni e categorie per affrontare insieme un fenomeno complesso. Preoccupazione condivisa anche da Federmoda. La presidente Beatrice Paludetti ricorda che i negozi storici sono parte dell'identità della città e chiede interventi strutturali per favorire subentri, sostenere i piccoli imprenditori e ridare attrattiva al centro. Il timore per molti residenti è che, senza una visione comune, le serrande abbassate possano diventare la nuova normalità nel cuore di Treviso. Gli affitti sono troppo alti e sarebbe da dare una mano ai commercianti da questo punto di vista. Sì, fa un po' impressione. Cosa ne pensate? Mi dispiace vedere le persone chiudere. Sì. La gente compra online, certamente, una realtà anche questa, e soprattutto gli affitti, perché dovrebbero dare modo comunque che il centro fosse un po' più vivo. Abbiamo deciso di aprire qui perché nella zona di Treviso, la zona di Treviso è un punto strategico sotto l'aspetto commerciale. Una considerazione che rincuora quella del rappresentante di un marchio internazionale di abbigliamento che ha aperto dove un tempo c'era la storica libreria Canova. Un segnale positivo, soprattutto guardando i negozi di rimpettai lungo il Calmaggiore, dove le vetrine sono spente e coperte da tempo. Una scelta non azzardata considerando la struttura finanziaria e distributiva che c'è dietro, ma frutto di uno studio che ha fornito dati davvero importanti. Abbiamo visto che i consumatori di Treviso comunque già acquistavano da Mango attraverso i canali online, ma l'online non può funzionare se non c'è il negozio fisico e se il consumatore non vive una customer experience e conosce il brand all'interno del negozio fisico. A questo va ad aggiungersi la scelta in centro storico. Mango apre sia nei centri storici che nei centri commerciali. Sicuramente il centro storico ha un'emozione diversa perché si entra nel cuore di una città e anche con un consumatore un attimino più esigente rispetto a quello che è nei centri commerciali. Ecco perché i marchi strutturati investono nel cuore della città nonostante affitti importanti. L'affitto è sempre proporzionale sia alla location, quindi all'esclusività della location, perché comunque un palazzo storico, un palazzo bellissimo, ma anche al punto strategico all'interno della città. Quindi proporzionalmente l'affitto è un'equazione con il flusso che ci si aspetta. Il futuro vedrà quindi sempre più un Calmaggiore illuminato da grandi marchi e catene commerciali su spazi importanti, mentre inevitabilmente spariranno i piccoli negozianti. Quindi dal vostro osservatorio l'investimento sui centri fisici, sui centri storici non andrà a morire nel tempo? Assolutamente no, soprattutto nel Triveneto, sono in pipeline altre aperture nei centri città e si continuerà a investire nei centri città oltre che nei centri commerciali. Abbiamo Nico da Rubano. Ciao Nico.
Mirella, buongiorno. Ogni tanto chiamo, non so se ti ricordi di me. No. Allora, sono quello che sono sempre stato bullizzato fino dalle elementari. Per ricordarti, sono quello che mi ricordo che parlavi di un disegno che la tua maestra ti ha usato. Ho capito, sì. Ecco. Ho capito, allora, Nico. Ok, grazie. Intanto grazie alla compagnia. Niente, volevo parlare inerente al tram. Allora, io stavo tornando dall'ospedale e praticamente col discorso del tram le strade sono praticamente chiuse e dietro di me avevo un'ambulanza con l'allarme acceso. Ecco, io penso a questo, punto primo, visto che ho la sclerosi multipla e tutto quello che ci va dietro. Seconda cosa, io da quando ho iniziato il tram, io abito in via Valli, dovete vedere che caos che c'è. A me che attualmente riesco solo a camminare, fate una passeggiata, ci sono camion, macchine, poi adesso ci sono anche i mitici cose, monopattini senza casco, senza niente, ci sono persone che camminano perché a me piace camminare, cioè ci sono che fanno un po' di ginnastica, il caos che ha trasformato il tram. E dopo non accetto il discorso che diceva con tutto il rispetto che posso dare il giovane uomo che diceva il discorso delle carrozze che non sanno fare se arrivano le carrozze nuove o vecchie, ma quando si fanno i conteggi cioè io quando ero operaio il mio titolare diceva Nico c'è tutta cosa che è tassativo, quando finisce, quando lo fai, io gli davo i tempi, gli davo un più o meno, però erano discorsi di qualche centinaio di mila lire o di euro, cioè qua si parla che io facevo un danno alla mia azienda se tardavo, però qua si fa un danno, a me nessuno ha chiesto del tram. Può darsi che sia buono, invece utilizzare il PNR, quello che se era possibile magari gli autobus e roba del genere, secondo me era meglio, per urbano io parlo, non parlo per il centro roba del genere, perché appunto io quando potevo arrangiarmi, io andare all'ospedale da solo, mi prendevo l'autobus, andavo fino alla fermata dell'autobus e dopo mi facevo la passeggiata che potevo camminare, mi facevo la passeggiata dalla stazione degli autobus fino alla Neuro. Ogni tanto mi fermavo, mi guardavo l'albero, mi prendevo il caffè, non sono un santo perché posso fare il presente di San Francesco, prima ero ricco, dopo è andato in guerra e dopo l'ha fatto santo. Vabbè, io sono però un terapista, mi hanno mandato più di qualche volta all'ospedale, a Milano a fare, insomma Mirella, quando è venuto a benedire casa mia Don Giancarlo, il prete di Rubano, mi ha detto sono venuto a conoscerti. Benissimo Don Giancarlo, a mezza giornata io ho iniziato solo a dire 2 parole, mi ha detto continua a vivere così e dopo anche con te ci vorrebbe mezza giornata. Non ce l'abbiamo purtroppo la mezza giornata, ma ti ringrazio della telefonata Nico, grazie, un abbraccio, questo dimostra anche la voglia di parlare, di dire la sua, c'è molta solitudine, però prima volevo commentare, dopo risponderemo anche a Nico con Alessandro Dianin, però volevo anche con Marco Andreotti commentare quello che dicono anche le persone, veramente l'amarezza di vedere certi negozi tradizionali chiudono e noi siamo abituati così, non c'è niente da fare, il sorgere dei grandi marchi. Io prima dicevo se dobbiamo guardare la merce o il negozio ormai, perché quello che appare al momento è il negozio, luci, arredamento, insegna, marchio, poi viene la merce, cioè tutto l'incontrario di una volta, o sbaglio Marco? Assolutamente no, perché questo toglie una parte di creatività
che è il punto forte La di vetrina. noi italiani, la vetrina, il gusto, il modo di fare, il modo di proporre. Possiamo avere tutti la stessa cosa, ma tu la scegli con un gusto, io la scelgo con un altro gusto e lì viene la differenza. Qui stiamo parlando ormai dell'avvento di grandi marchi all'interno della città che praticamente hanno trasformato la città quasi nella sua totalità in un centro commerciale a cielo aperto. Questa è un po' la visione, perché tu cammini per il centro, ormai della nostra creatività è rimasto ben poco. Ci siamo ancora anche noi che teniamo duro, ce ne sono tanti altri, li conosci molto bene anche te. Noi speriamo di esserci per più tempo, però le prospettive non sono le più rosee, diciamo, aiutato un po' da una serie di fattori che adesso non ti sto ad elencare. Ad esempio un fattore che ha tirato in ballo anche il nostro Nico da Rubano è quello quando ci sono dei lavori e se tu hai i lavori proprio davanti al negozio diventa problemi grandi, ma veramente problemi grandi. Se non ce la fai chiudi e non c'è niente da fare, si lavori perché se non entra gente, non incassi, ecco, gli aiuti non ci sono, perché dobbiamo dire anche la verità. Gli aiuti non ci Perciò sono. hai preso la fregatura e il negozio là, arrangiati, come è successo anche per il Trump Padova, quanti negozi hanno chiuso e non hanno più riaperto, attività commerciali anche, ecco, che facevano il punto di riferimento anche per le persone. Cosa dici, Marco? Dico che hai perfettamente ragione nel segnalare che non c'è nessun tipo di aiuto, ma oltre a non esserci nessun tipo di aiuto non c'è neanche nessun tipo di agevolazione, continua ad arrivarti tutto come prima, e tu però hai tutto che ti arriva regolare da pagare con il cassetto che non si apre per poterlo far girare, già con le 1000 problematiche che ci sono al giorno d'oggi, però insomma in qualche maniera proviamo sempre a difenderci, no? E qui questa è una brutta cosa. Inoltre abbiamo anche un grosso problema, no? Guardiamo sempre l'erba del vicino, no? Andiamo all'estero a vedere, fanno questi lavori con delle velocità incredibili e c'è da noi un cantiere, no? Già ti dicono sta a 6 mesi e poi in realtà sta a 2 anni. Quindi lavora e paga tu. Non mi uccidi una volta, non mi uccidi 2 volte, mi uccidi 5 volte. Personale, spese vive tutti i giorni, qualsiasi cosa. incassi zero. Un esempio, io ce l'ho, il bar che c'è di fronte alla stazione all'Imbocco, cioè quel povero Cristo che è il papà di un mio carissimo amico, soccombe da 2 anni, non prenderà niente, ormai ha dato fondo a tutto quello che aveva. Lo premiano alcuni clienti che vanno a bere il caffè lì solo per solidarietà. E questa... Ma un'altra cosa, Marco Andreotti, tu sei anche un corridore. È vero che queste gare sono importanti, ma io avevo anch'io un negozio, quello che posso dire è che quando fanno queste cose non sono persone che vengono nei negozi a spendere. Non so se cambia qualcosa, però forse che vengono a spendere nei negozi, no. Primo. Secondo, traffico completamente bloccato. Ma scusa un attimo, noi abbiamo l'Aristera che è bellissima per correre, fermo, bellissima, non solo l'Aristera, anche il Monteo se vuoi, non importa. Non serve arrivare fino al Monteo. Ma perché non facciamo la corsa su questi posti e poi la premiazione la facciamo nel centro storico? Ma perché dobbiamo mettere in crisi una città che non ha parcheggi? Perché dove vai a parcheggiare? No, spiegatemelo voi. O dentro un plateatico. Ecco. Cioè, capite che io capisco, per carità, che ci vuole, ma un colpo lo sport, un colpo questo, un colpo st'altro. Cioè, ragazzi, guardate che diventa veramente un problema. Io dico, fare le cose si può e la premiazione dopo, perché lo sponsor deve assolutamente correre in città. Ecco, tu sei un corridore, ma è possibile non mettersi anche nei panni di sti poveri cristi che hanno l'attività? Guardate che è zero quando ci sono queste realtà, perché non vengono, anzi, dica tutto proprio inesistente. E poi la premiazione vera si può fare nel cuore della città, ma la premiazione però
non mettere il PUT, metti in ginocchio il PUT, è un disastro, perché è una città, c'è un gioiellino, come fai a fare certe, ma non ce n'è una, il problema è che comincia a essere 8, 9, 10, no, anche e anche di più, anche 20, no, allora cosa dici? Come ti dicevo prima, allora apro una piccola parentesi, tu hai detto abbiamo il Montello, abbiamo la Restera, abbiamo il Montello, abbiamo anche la zona della provincia Madonna. che si presta molto bene, Il Parco dello Storgo, tutta quella zona là. andrebbe curato un po' di più. Sei d'accordo con quello che dico? Assolutamente, ti posso fare una citazione? Gli amici di Parkrun, che è un'associazione che in tutto il mondo al sabato mattina alle ore 9 partono per 5 chilometri. Qui a Treviso i ragazzi sono veramente bravi, partendo da Elisa, Giulia e via discorrendo, perché fanno tutto in volontariato. Oggi al sabato mattina alle 9 partono 50-70 persone, di cui la metà sono stranieri. Quindi conoscono, perché i trevigiani non possono andare lì, non possono conoscere lì. Adesso io ho divagato un attimo, però come ci arrivano loro ci possiamo... Abbiamo ad esempio l'ippodromo, è bellissimo anche là per fare manifestazioni. Zone Ma verdi. perché dobbiamo mettere ecco, e questo succede anche per Padova, cioè il tram ha messo in ginocchio la città. Io sono andata, veramente ho trovato una Padova devastata, devo dire sinceramente, non sai dove andare, dove parcheggiare e soprattutto serviva veramente, Diani, in un momento dove veramente stiamo diminuendo come persone fisiche, perché c'è anche quella realtà. Stiamo invecchiando. Ecco, creare, visto che c'era già una linea, visto che abbiamo i bus elettrici, tutta questa cosa, oppure pensare alla metropolitana, perché non si pensa allora? Ce l'abbiamo, ma Padova non è Napoli, ma che discorsi sono? Ma che discorsi? La famosa Patreve, cioè sottoterra a Napoli, ecco, pensate dove, sono andati, no, qua no, non si può, tutto sopra, ma non può funzionare così. Cioè veramente, cioè, la città del futuro del domani, quale sarà per voi giovani? È proprio tutto questo colate di cemento inverosimili? Grazie per la domanda. Partiamo dall'inizio, riprendo Nico da Rubano. Lui ha perfettamente ragione, anche perché per raggiungere Padova da Rubano bisogna passare per un quartiere che si chiama Chiesa Nuova. Quello è il più disastrato, soprattutto da un punto di vista del dissesto delle strade e del traffico, e lì più di tutti i commercianti hanno sofferto, i cittadini pure, chi doveva raggiungere la propria scuola, il proprio posto di lavoro. Poi ci sono anche altri problemi, come ricordavi benissimo. I cantieri del tram, per esempio, hanno creato crepe sulle strade, hanno creato delle buche. Proprio Orizzonti si è espresso su questo qualche settimana fa. Le persone, per esempio, con difficoltà motorie, con disabilità, le persone anziane, anche le persone più piccole, fanno fatica adesso ad andare a passeggiare in centro nel proprio quartiere. Perché? Perché ci sono delle strade che sono impraticabili, soprattutto a piedi o in bicicletta. La città del futuro per noi giovani quale potrebbe essere? Sicuramente non una città in cui si cementifica, e Padova è molto cementificata. Il cemento a Padova è aumentato moltissimo, non solo a causa del tram, ma anche a causa dei tanti studentati che si stanno costruendo, i grandi centri di distribuzione. Qua ci colleghiamo anche al tema del commercio. Dico però, un'alternativa al tram ci poteva essere e doveva essere un tram di tipo diverso, quindi per esempio quello sul modello di Milano, perché adesso per esempio c'è il problema con le carrozze, perché sono carrozze di 30 anni fa. Sono diversi i tram rispetto a degli autobus elettrici perché sono più capienti, hanno il 70% di corsie preferenziali, e a Padova purtroppo non si può fare una metropolitana sotterranea perché Padova è una città costruita sull'acqua. Ci sono un sacco di fiumi che sono stati coperti, tombinati, però è chiaro che lì non si possono fare degli scavi. Detto questo, però, va bene il tram. Io credo che i quartieri che oggi sono serviti dal tram si trovino bene con il tram. Certo è, forse bisognava pensare a un'infrastruttura molto più moderna e sicuramente realizzata nel rispetto della quotidianità dei cittadini
e della vita di una città, del territorio di una città. Non pensi, Giannini, che quando ci sono opere e infrastrutture di un certo livello così alto, con un impegno di tantissimi soldi, bisognerebbe fare un referendum e chiedere ai cittadini se vogliono quell'opera? Perché il politico passa, ma il cittadino rimane. E se l'opera è sbagliata, sono soldi pubblici che vengono spesi e poi ci troviamo noi con questi problemi. Non sembra che forse quando ci sono queste infrastrutture così importanti che coinvolgono la città e sono soldi pubblici, no, tu chiedi se questa opera hai piacere di farlo oppure se ad esempio preferisci che magari i servizi alla persona che non li abbiamo. Ecco, questo è una popolazione con una denatalità incredibile e un aumento dei diversamente giovani sempre di più. Mancano le RSA, i co-housing, mancano tutte quelle cose necessarie per una popolazione, perché ci siamo diventati grandi a merito di queste persone qua, che ci siamo dimenticati di loro completamente. Cosa me ne faccio io del tram che vivo al terzo piano e non ho neppure l'ascensore? Mettimi l'ascensore. Pubblicità. Creare una quantità di esercizi commerciali delimitati e magari riconoscibili anche con una piccola targhetta, un adesivo fuori l'esercizio commerciale, e dove le persone che possono essere vittime di o stalking o baby gang che vengono seguite, e ne abbiamo avuto anche di questi, possono trovare rifugio immediatamente. Negozi che diventano punto di riferimento, luogo sicuro in cui trovare rifugio in caso di violenze, aggressioni da parte di bulli o baby gang. L'idea dell'associazione Furti in Corso ha trovato sin da subito l'appoggio di Veneto Imprese Unite e dell'assessorato regionale alle politiche sociali. So già che se io entro lì intanto mi proteggo e la persona sicuramente è preparata a darmi una mano, perché lo step successivo qual è? Quello di far sì che all'interno dell'esercizio commerciale ci sia una persona che sia informata su come muoversi e anche qui dare proprio l'elenco al 112 di questi esercizi che non possono avere una priorità, perché per legge una priorità non esiste, però un'attenzione in più, se mi arriva quel numero lì vuol dire che forse c'è qualcosa da attenzionare. Ma l'impegno di Demma non si ferma qui. Sul fronte Furti in queste ore ha inviato una comunicazione ufficiale a prefetto, Ministero della Giustizia e Regione con una proposta di modifica del codice penale e di procedura penale. L'articolo preso in esame è il 624 bis che si occupa proprio di furti in abitazione, ritenuto da Demma troppo debole, da qui la richiesta di revisione. Andiamo a aumentare la pena da 6 a 12 anni, quindi anche con le attenuanti non riusciamo a liberarci, diciamo, della galera. E ho aggiunto anche delle virgole, cioè perché si può dargli da 6 a 12 anni. Le aggravanti prese in considerazione tengono conto del furto commesso da più persone, mediante violenza sulle cose, frazione o utilizzo di strumenti idonei allo scasso, all'interno di abitazioni o su pertinenze indipendentemente dall'orario e con presenza anche temporanea di persone all'interno. Ma la cosa che mi interessava di più era anche per la presenza all'interno dell'abitazione, anche temporanea, perché ovviamente questa cosa è costruita anche con le virgolette in maniera che non possa essere impugnata, di persone all'interno dell'abitazione, perché per me è una grandissima aggravante. Poi non mi sono fermato lì, ho aggiunto l'aggravante ancora con la presenza di minori. Minori ai quali è dedicato un ulteriore progetto portato avanti da Furti in Corso insieme all'assessore Paola Roma. L'idea che nasce di questo fumetto, è un fumetto di un 24-26 pagine, perché abbiamo già sviluppato un po' di idee, dedicato principalmente ai giovani. Allora, inizialmente è pensato da terza media fino alla terza superiore. All'interno del fumetto si svilupperanno 4 storie tutte rivolte ai giovani per fornire loro strumenti utili nel caso si trovino ad affrontare determinati scenari. Nel primo caso, se dovessero trovarsi a tu per tu con un ladro entrato in casa mentre sono soli. La seconda, se dovessero essere vittime di bullismo. Una terza dedicata al problema delle baby gang e la quarta che guarda anche agli anziani e alle truffe di cui spesso cadono vittime. Fumetto che inizialmente sarà distribuito come progetto pilota nelle scuole della Marca e del Padovano, per poi in futuro estendersi a tutte le altre province venete, successivamente coinvolgendo gli esercizi commerciali con uno sviluppo poi in formato digitale. La prima copia potrebbe essere pronta con l'avvio del prossimo anno scolastico e per i più piccoli l'idea è di trattare in modo dedicato il tema con altre modalità. Magari fare una rappresentazione teatrale dove viene gestito in maniera anche simpatica, ma già cominciamo a insegnargli come muoversi a questi bambini.
dicevo. Allora sentiamo anche come commenta Marco Andreotti questo servizio con questo DEM che appunto con questi controlli di quartiere non solo, adesso il fumetto. Non sono assolutamente d'accordo, ovviamente è sempre la mia opinione. Secondo me è solo con l'aumento dei controlli, delle forze dell'ordine, di queste cose così. Se serve, perché non usiamo l'esercito? Ah, io lo dico sempre. L'esercito è lì. Anche perché deve controllare, deve mica sparare. Assolutamente. Deve solo controllare. Non sono assolutamente per la guerra o per Li paghiamo anche questi soldati nelle caserme, sai no? che delle volte penso che siamo talmente stati portati al punto più sottile della corda che ogni tanto penso che non manca molto che qualcuno farà giustizia da solo. Dopo, speriamo di no, perché veramente esattamente, io spero di no, perché dopo scoppia una bolla infinita. No, anche perché ti hai la vita rovinata se fai una roba del genere, tu e tutta la famiglia, perciò bisogna stare anche attenti. Però comunque, giustamente quando viene tirato per i capelli a un certo momento c'è chi riesce a dominare la rabbia e chi la fa esplodere. Allora sentiamo anche, come dice anche Alessandro Danini, i giovani, puntare sui giovani, sono loro che devono fare anche questo controllo del territorio, anche loro magari metterli a controllare, visto che si annoiano tanto, facciamo fare i controllori, vediamo se si annoiano meno, perché no? Ecco, parlare tra giovani, vedere qual è il problema, perché loro tra di loro si parlano, non c'è questa paura come vive qualcun altro, o sbaglio, Dianini? Io porto un esempio di una cosa che abbiamo fatto come Orizzonti, ma per fare un discorso più ampio. A Padova abbiamo una zona che si chiama Portello, che è il posto dove gli studenti universitari si trovano il mercoledì sera, il mercoledì universitario, per fare festa. E ovviamente lì si crea una frizione tra la voglia di fermento, di vivacità, di divertimento degli studenti e la giusta necessità di tranquillità di tutti quei residenti che il giorno dopo vanno a lavorare. E quindi c'è proprio un conflitto e anche talvolta delle situazioni chiaramente di sporcizia, di degrado, di poco rispetto di quello che è il rione, che è comunque una zona universitaria. E allora noi per esempio abbiamo detto: non entriamo in conflitto rispetto a questi mondi, collaboriamo e abbiamo creato proprio in quei locali, in particolare in uno, dove si svolgeva questa movida universitaria, degli aperitivi culturali proprio il mercoledì sera, nel cuore del mercoledì universitario. Quindi dire ci si può divertire ma si può anche fare cultura. Io credo che questa potrebbe un po' essere la chiave, il posto dei ragazzi nelle città. Quindi progetti sociali, culturali, aggregativi che riempiano i quartieri di qualcosa di positivo, scacciando tutte quelle forze negative che molto spesso danno fastidio al commercio e a chi ci vive. Io ringrazio veramente Marco Andreotti, titolare questo negozio, perciò commerciante e corridore. Ecco, abbiamo parlato un po' di tutto, di essere stato con noi, mentre Alessandro Dianini si ferma ancora un pochino. Volentieri, grazie. E noi adesso andiamo in pubblicità. Grazie a Marco Andreotti. Grazie. Grazie infinite. Ringrazio altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza l'ingegner Leopoldo Matarazzo, già direttore della motorizzazione a Treviso, perciò parleremo di tante cose, anche di infrastrutture molto importanti. Saluto anche Paolo Borchia, collegato con noi, capogruppo della Lega Parlamento Europeo. Buongiorno, che piacere averla ospite, perché vorremmo anche capire cosa sta facendo l'Europa per la mobilità. Noi abbiamo presentato, l'ingegnere Matarazzo lo sa, tante firme per l'airbag, veramente per i motociclisti, l'airbag obbligatorio, però non ne usciamo. Anche abbiamo visto come si è presentato i primi giorni estivi, quante moto sono veramente, hanno creato dei morti incredibili. Parto proprio da lei, onorevole, cosa ci dice l'Europa? Perché non ci dà la possibilità di salvare queste vite? Eppure la tecnologia ha fatto passi da gigante. Ecco, lei sa benissimo, è italiano, noi anche veneti, se non ci
l'obbligo non facciamo già facciamo fatica obbligandoci, vediamo le cinture di sicurezza dietro chi le mette, però l'airbag, visto che veramente può salvare delle vite, perché non fate una proposta veramente importante? Il ministro Salvini ha fatto il nuovo codice della strada, perché non inserire queste veramente possibilità di aiuti tecnologici che li abbiamo? Prego. Intanto buongiorno e vi ringrazio per l'invito, mi fa molto piacere. Ma adesso, entrando subito nel vivo della discussione, il tema degli airbag è un tema sul quale io ho preso un impegno dopo essermi confrontato con il territorio, con le associazioni dei motociclisti, con tutte queste realtà che comunque vivono la strada da vicino e che quindi ci chiedono semplicemente degli strumenti per poter continuare a poter praticare la loro passione con più sicurezza rispetto a quello che è lo stato attuale, anche perché adesso inizia una stagione molto particolare, iniziano sempre più frequentemente ad esserci le famose giornate da bollino rosso, per cui chiaramente noi da un lato ci auguriamo che vada tutto bene, però dall'altro lato non possiamo neanche continuare a pensare che con gli auspici, con le preghiere, sperando che vada tutto bene, poi i problemi si risolvano da soli. Poi ovviamente dal punto di vista comunitario, insomma, l'Unione Europea non lo scopriamo da oggi, dal punto di vista burocratico rappresenta un'entità con la quale non è facile dialogare, anche perché poi pensate voi, io faccio sempre l'esempio del condominio con 27 famiglie, fare sintesi tra 27 stati membri che quindi hanno delle condizioni viabilistiche diverse, che hanno anche un approccio diverso con il mondo delle due ruote, non è semplice, però stiamo andando avanti, anche perché comunque questo è un progetto al quale noi riteniamo che sia un progetto soprattutto che, al di là di tutti i ragionamenti che si possono fare, possa consentire di salvare delle vite, possa consentire anche che determinati incidenti, invece che essere tragici, diventino incidenti dai quali ci si può riprendere con meno traumi. Per cui io penso che fondamentalmente quello che è il percorso che è stato instaurato fino adesso sia giusto. Naturalmente, essendo delle tematiche che vengono considerate un po' di nicchia, poi serve anche il tempo per far maturare nelle coscienze di chi non ha capito il potenziale di questa proposta quelli che saranno gli effetti positivi. Guardi onorevole, la ringrazio veramente perché ci tenevo tantissimo. Io con la mia trasmissione, ma anche con tante associazioni, ho cercato di raccogliere queste firme così importanti per far capire anche, soprattutto con questi genitori di questi ragazzi che non ci sono più, che hanno messo la faccia per raccogliere firme, il rispetto che dobbiamo avere per questo lavoro fatto. E ringrazio soprattutto Giuseppina Cassaniti, ecco, Associazione Familiari Italiani Vittime della Strada, che lei ci sta mettendo l'anima con altre associazioni proprio per portare avanti, è stata ricevuta in Parlamento diverse volte, è stata molto applaudita anche dai ragazzi giovani, perciò vuol dire che il tema delle infrastrutture e della sicurezza è molto sentito, perciò la ringrazio veramente onorevole per quello che ha detto. Allora, ingegnere, come commenta quello che ha detto l'onorevole Borchia? Beh, che sono sicuramente d'accordo su quello che ha detto, soprattutto sul dato che tutti questi sistemi di difesa passiva, e quindi mi riallaccio alla sua proposta sull'airbag per i motocicli, hanno sicuramente ridotto gli effetti dell'incidente stradale. In effetti oggi le case costruttrici degli autoveicoli hanno fatto tanto, e questo lo si vede soprattutto da due dati apparentemente in controtendenza, cioè il fatto che ultimamente in Italia e nell'intera Unione Europea stiano diminuendo il numero dei morti, mentre non diminuiscono affatto il numero degli incidenti stradali, ci dimostra appunto che chi ha fatto qualcosa finora sono state proprio le tanto vituperate industrie automobilistiche. Infatti ogni tanto si sente parlare di problemi legati all'automobile o alle strade assassine, eccetera, eccetera, mentre si è fatto poco sul conducente. Perché? Perché il numero degli incidenti continua ad aumentare. Esatto. E là poi ci sono delle proposte che magari in seguito, non mi voglio dilungare, in seguito ne parleremo, come fare appunto a ridurre non tanto il numero delle morti, perché poi questa è una diretta conseguenza, ma il numero degli incidenti.
che è il problema vero, il tema vero. Guarda, la ringrazio ingegnere, perché è importante anche con questa trasmissione dare dei segnali positivi. È vero che ci sono meno morti, però che ci sono, esatto, che ci sono anche molti incidenti. Tu capisci bene che quando fai un incidente violento finisci in sedia a rotelle. Io chiedo anche alla regia, al nostro Edoardo, se riesce a trovare, ecco, le immagini di Fulvio Marotto, perché vorrei farlo vedere all'onorevole Borchia, questa meraviglia di genio, di uomo buttato là, perché nessuno ha capito l'importanza di quello che sta creando e di quello che sta dicendo proprio in merito di sicurezza stradale. Però prima vorrei sentire anche Alessandro Danin, presidente Associazione Orizzonti, onorevole Borchia, vorrei sentire questo giovane cosa ne pensa, ecco, questi ragazzi che veramente non si rendono conto della pericolosità, pensano essere tutti dei Formula 1, sia come moto, GP, di tutto, invece poi alla fine non sanno guidare, non sono all'altezza della situazione. Ecco, come giovane cosa vorresti dire all'onorevole? Cosa vorresti? Ci sono secondo me degli aspetti anche culturali e di formazione. Io penso per esempio alle scuole guida, perché secondo me è importante, se se ne ha ovviamente la possibilità, infatti si potrebbero pensare anche a degli incentivi in questo senso, frequentare in presenza le lezioni, soprattutto teoriche nelle scuole guida, perché lì oltre alle regole della strada si fa capire la pericolosità di alcune azioni, la responsabilità che si ha nell'avere in mano un volante. Quindi è un aspetto anzitutto formativo, perché una persona che prende la patente magari a 18 anni ha l'impressione di poter fare tutto, si può sentire anche talvolta onnipotente alla guida. E poi ci sono altri due aspetti molto importanti che riguardano un po' tutte le generazioni, mi permetto di dire. Intanto l'abuso di alcol, quindi anche è stato giusto negli anni introdurre delle pene più severe, però bisogna fare anche prevenzione, per esempio nei locali. Adesso ci sono tanti festival per ragazzi che stanno introducendo l'alcol test all'uscita. Questa è una cosa fondamentale perché si sensibilizza e si dà la possibilità a chi dopo una serata esce da un locale di mettersi alla guida eventualmente responsabilmente sapendo qual è il proprio tasso alcolemico. E poi c'è la questione della dipendenza digitale, attenzione, è una cosa che ho citato proprio in questi studi anche qualche mese fa. Anche solo un messaggio talvolta che arriva al cellulare può rischiare di distrarre il guidatore, di distrarre il conducente e di far fare un incidente. Rispondo a questa chiamata, dico anche magari alla persona ti richiamo tra poco perché sto guidando. Talvolta anche lì è troppo tardi, bisognerebbe intervenire anche su quello, ripeto, non solo sanzionando ma prevenendo culturalmente, facendo prevenzione nelle scuole ma anche nei luoghi di lavoro. Allora, siccome abbiamo la fortuna di avere l'onorevole Paolo Borchia, sono tante le domande che vorremmo fare, ma iniziamo, devo correre un pochino, onorevole. Ad esempio prima si parlava del tram a Padova, quasi tutto pronto, ormai ci siamo, mancano le carrozze ordinate sono in Francia, devono ancora arrivare, già abbiamo speso 500 milioni, però se non riusciamo a portare avanti questo progetto con le carrozze dobbiamo restituire i soldi all'Europa. È vero questo che dobbiamo restituire, perché dobbiamo mettere in conto le guerre, le materie prime che non sono arrivate, i lavori in Italia che durano sempre anni e anni, chissà perché in Italia, onorevole, durano così tanto, gli altri paesi invece sono molto meno. Ecco, ci dica lei com'è la situazione, se dovremmo restituire veramente tutti questi soldi in base a quello che riusciremo a presentare. Prego, onorevole Borchia. Ma sul tema del tram penso che io mi auguro che non si creino le condizioni per la tempesta perfetta, perché comunque specialmente per tutte quelle che sono le opere, sto facendo un esempio generale, per tutte le opere finanziate col PNRR, le regole del gioco prevedevano comunque che ci fosse una fine lavori e ci fosse una rendicontazione oltre le quali non si poteva derogare pena appunto la restituzione di queste risorse finanziarie. Poi in Italia purtroppo chi ha fatto anche semplicemente l'amministratore, il consigliere comunale anche di opposizione sa benissimo che se tu hai bisogno di chiedere, non lo so, una VAS, una valutazione ambientale, se tu hai bisogno comunque di chiedere analisi di questo tipo, comunque sai che 6 mesi, un anno possono andare via in caso di opere particolarmente complesse, per cui su uno strumento come il PNRR che metteva a disposizione sì tantissimi soldi ma metteva anche dei paletti molto pesanti, chiaramente la burocrazia
di questo paese ha giocato un ruolo che in alcuni casi è stato anche un ruolo che è stato difficile da gestire nell'ottica di completare un'opera in tempi brevi. Poi è ovvio, queste sono opere che una volta che vengono completate, dopo possono dare, e chiaramente l'obiettivo è questo, una grossa mano nel togliere il traffico su gomma dalla strada. Poi giustamente per me è stata fatta un'analisi che è stata un'analisi perfetta, perché ha toccato punto su punto quelle che sono le problematiche principali a livello di casistica degli incidenti. Io sinceramente mi chiedo, nel 2026, siccome io praticamente vivo o sugli aerei o in autostrada sulla A4, ma io mi chiedo come mai nel 2026 ci sono ancora delle persone che, se devono rispondere al telefono, devono tirarlo fuori dalla tasca e distrarsi dalla guida, quando comunque adesso quasi tutte le autovetture, non stiamo parlando di autovetture di lusso, comunque hanno degli strumenti come il Bluetooth, oppure ci sono gli auricolari che consentono di rispondere al telefono in condizioni di sicurezza. Poi chiaramente quando si è sulla strada è sempre bene essere lì con la testa. Bravo, perché, onorevole, insomma, questa con queste volte... macchine che sono cinematografi ormai anche no, onorevole, sì, perché è veramente una cosa incredibile. Però insomma adesso io vedo, ma ripeto, senza comprare cellulari da 1.000 euro, qualsiasi cellulare, c'è la necessità di mandare un messaggio urgentissimo che sennò casca il mondo, lo si può fare con i comandi vocali, quindi basta prenderci un attimo di dimestichezza, ma soprattutto basta avere la volontà di non prendere in mano il telefono, perché attualmente penso, guardi, adesso al di là delle statistiche che sono sempre le più importanti, però sulla base di quello che vedo io nella mia quotidianità, è una cosa spaventosa, perché io quando sono fermo ai semafori mi guardo attorno e vedo altre auto dove uno sta telefonando tenendo il telefono in mano, un altro manda messaggio, un altro imposta il navigatore. Ecco, veramente già non è semplice comunque guidare in sicurezza. Se poi ci inventiamo anche dei motivi ulteriori di distrazione, penso che dobbiamo fare un cambio veramente sia culturale, deleterio. onorevole. Poi se guardi, concludo un attimo il ragionamento, anche perché non volevo abusare della vostra pazienza. Dopo c'è anche un grosso tema che è quello legato all'utilizzo di alcolici. Io sinceramente negli ultimi mesi ho trovato molto fuori luogo e molto anche false le basi sulle quali si innescavano alcune polemiche, perché Matteo Salvini dal Ministero dell'Interno comunque ha preso la decisione, senza toccare limiti, però di cercare di dare un giro di vite per scoraggiare ancora di più il fatto di mettersi alla guida avendo assunto delle sostanze alcoliche. Non cambia niente sostanzialmente rispetto a prima, c'è e deve esserci un'attenzione e una consapevolezza diversa, anche perché guardate che per far politica bene non bisogna, a volte bisogna avere anche la capacità di prendere quelle che sono le decisioni più impopolari, perché comunque insomma siamo veneti, il goccino piace a tutti, però il goccino è meglio berlo se abbiamo qualcun altro che guida, oppure se guidiamo noi se lo prendiamo lontano dal momento nel quale poi saliremo in macchina. Per cui adesso è giusto che noi facciamo i ragionamenti, facciamo le battaglie in Europa sul tema dell'airbag, sul tema del tutelare i motociclisti, sono battaglie giuste, sacrosante, però rendiamoci conto che ci sono anche tante battaglie a costo zero che si possono fare sulla base della prevenzione, come giustamente è stato detto prima, per cui andiamo nelle scuole, parliamo ai ragazzi, magari abbiamo anche il coraggio di far vedere qualche brutta immagine di chi ha avuto delle conseguenze spiacevoli, però purtroppo, specialmente quando arrivano i 18 anni, quando arrivano i primi giri in macchina, effettivamente c'è questo senso di onnipotenza che purtroppo, piaccia o non piaccia, tanti di noi l'hanno già vissuto, poi
fortunatamente si diventa più saggi, ma diventando saggi bisogna anche avere la volontà e la capacità di parlare a questi ragazzi, il problema è che loro noi cosa può italiani succedere. però siamo un popolo così, perché anche stamattina io venivo qua, ho visto i monopattini senza casco, senza niente, chi se ne frega, cioè basta che ne incontriamo uno e non è che dobbiamo incontrarne chissà quanti di questi cretini, perché bisogna proprio dirlo, ma perché ti comporti così, ma perché ti comporti, o queste biciclette che corrono come pazzi, sono dei motorini ormai, e chi se ne frega, e quello è il problema grande, perché il problema è che quando esci di casa veramente è molto molto preoccupante, ormai non sai più da che parte stare, perché tutti quanti corrono i cartelli autostradali, i cartelli, la segnaletta, ma chi se ne frega? Ecco, ma perché gli altri popoli rispettano? Se 30 all'ora si va a 30 all'ora, appunto, se hanno messo i 30 all'ora e i 50 all'ora, devi correre i 50 all'ora. Maurizio da Consiglio, poi andiamo dall'ingegnere Matarazzo. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io aggiungo altro. Non vi dico che cosa mi succede quasi tutti i giorni avendo in mano il mio furgone della ditta, perché devo andare anche a lavorare e fare le pulizie eccetera. Allora mi è successo, Mirella, ok, che un ragazzo, no? Io ho messo fuori la freccia e questo qua mi ha girato a sinistra senza mettere fuori la freccia, e allora che cosa è successo? Che l'ho inseguito, mi ha fatto anche il dito medio, perché gli ho suonato, ho detto ma come? Metti fuori la freccia? Ecco, allora sto cretino è fuggito, io gli sono corso dietro, non si è neanche fermato. Ecco, allora abbiamo a che fare con gente criminale, perché io li chiamo criminali, quelli che non mettono fuori la freccia. La freccia è importantissima, correre per la strada. Io devo sapere dove giri tu, o a destra o a sinistra. Ok? No, come quello scemo che ho sentito ancora tempo fa, Mirella, non ti dico che cosa ne sento per la strada, che uno gli ha detto no, io la freccia, e ho detto non è più necessario metterla, ma ho detto ma tu come ragioni? Con quello che ho detto, con il culo o con il cervello, scusatemi il termine, ma come ragioni? La freccia, ho detto, è obbligatoria metterla fuori. Sì, ma non mettere frecce, cinture, grazie Maurizio, devo correre perché voglio sentire l'ingegnere Materazzo che ha portato anche dei numeri molto importanti, linee metropolitane in Italia al 16 dicembre 2025. Andiamo a sentire. Appunto, mi Vediamo riallaccio. il servizio. Sì, bene. Ecco qua. Prego, ingegnere. Allora, qui riassumo un pochettino, ma prima appunto di passare a questa tavola, due parole su quello che è stato detto dall'onorevole, dall'interlocutore telefonico e anche dal collega a destra. Dobbiamo sempre partire dai numeri. È vero, rispondo cominciando dalla fine all'interlocutore telefonico, che ci sono tanti e diversissimi anche incidenti causati da lacune tecniche. Però se andiamo a vedere oggi le statistiche, devo dare ragione all'onorevole. Cioè, per la maggior parte dei casi sono attribuibili alla distrazione, ma per distrazione leggasi smartphone, ma non tanto la telefonata, perché adesso il viva voce ce l'abbiamo tutti, quanto il messaggino, i social, dove ti devi concentrare, devi vedere a lungo quello che hai letto e quello che stai scrivendo. E quindi forse, caro collega, non è tanto da convocare l'autoscuola o il titolare dell'autoscuola che il ragazzo lo veda a 18 anni, quanto, e mi rivolgo alla conduttrice, ideatrice del programma, a quella coppia di giovani che ho visto l'altra sera al ristorante con una carrozzina e un bambino di 3 anni dentro con un telefonino in mano. Per carità, vedeva cartoni animati, non stava sui social, però come fai quando una mamma e un papà ti danno un telefonino a 3 anni e te lo comprano a 12, dare la colpa all'istruttore di scuola guida a 18 quando non possono più fare a meno del telefonino? A 18 anni è tardi. Ma non mi riferivo al telefonino per quanto riguardava la scuola guida. Comunque sono d'accordo. Ecco, a 18 anni dovrebbe convocare
convocare quella coppia di genitori, dovrebbe convocare uno psicologo e far capire perché sono diventati così indispensabili questi social, per quale motivo. Senti ingegnere, tornando... no, aspetti, sì. devo correre perché il tempo è tiranno, anche un ospite che è in linea. Ma ingegnere, non è che dobbiamo fare più scuola guida? Perché è vero che si prende la patente, ma se non sanno guidare? Allora, più ore di guida invece, perché ormai se si ferma la macchina, ingegnere, la lasciamo là, non è che ci mettiamo a guardare cosa si è rotto. Perché puntare più tutto. sulle ore di guida, poi volevo sentire anche l'onorevole cosa ne pensa. Serve tutto. Serve una maggiore istruzione da un punto di vista tecnico, serve sicuramente migliorare la viabilità, serve tutto. Però se torniamo alle statistiche, vediamo che oggi al primo posto ci sono gli incidenti dovuti alla distrazione. Quindi vogliamo cominciare dalla testa o dalla coda? Certo. Io comincerei dalla testa. Quindi è là purtroppo non è un problema di saper guidare, perché probabilmente questi ragazzi guidano meglio di noi. Perché? Perché noi non avevamo le ore, adesso le ore obbligatorie in autoscuola ci sono 8, ma naturalmente sono poche, mediamente se ne fanno molte, ma molte di più. E devo dire che perché ci ho lavorato per 35 anni, il giorno dell'esame sono perfetti, educati, non sgommano, non fanno niente del genere, il telefonino di norma è spento, è a casa, eccetera, eccetera. Il giorno dopo naturalmente non li controllano, ma ripeto non è un problema di tecnica, sulla tecnica qualcosa si è fatto, culturale. È un problema culturale, perfetto, è la cultura che risolve. Poi se volete dopo vi darò 2 ricette semplici. Certo. Aldo da Castelfranco, vai Aldo. Buongiorno a tutti. Volevo chiedere all'onorevole se poteva farsi promotore di una legge, magari in Veneto intanto, per il doppio fanale anteriore e posteriore per le biciclette. Praticamente la gente guida male, perché ormai è assodato. Le biciclette si potrebbero salvare tante persone, anziani, giovani, facendosi vedere sia di giorno che di notte. Magari la regione contribuisce con qualcosa. La spesa è 18 euro per avere doppio fanale anteriore, doppio fanale posteriore sempre accesi. Così se si rompe uno c'è sempre quell'altro di riserva e si fa vedere. È una semplice legge, pochi soldi, secondo me efficace e funzionerà. Prego, buongiorno. Grazie Aldo, sentiamo l'onorevole, poi parleremo anche di agricoltura, onorevole, glielo prometto, ma come vede è vero la fortuna di avervi ospiti per capire anche come vi muovete, non è che noi sappiamo così tanto sull'Europa se non venite a raccontarcelo, perché l'impegno ce lo mettete. Prego onorevole. Ma intanto ringrazio il signor Aldo per il suo contributo, poi se magari fosse possibile anche attraverso la regia avere un numero di telefono, poi magari ci mettiamo in contatto anche per approfondire e riuscire un attimo ad avere una proposta che sia un po' più strutturata, perché a volte i grandi cambiamenti si riescono a fare anche attraverso le idee semplici, per cui insomma io da questo punto di vista penso che sia bello sentire delle persone che partecipano, che chiamano da casa, delle persone soprattutto che ci tengono a dare un proprio contributo di idee, per cui insomma da questo punto di vista Sveglia Veneti è leader, onorevole, glielo posso assicurare in questo. Prego onorevole. No, niente, massima disponibilità, anche perché abbiamo capito da tanti dei contributi che abbiamo ascoltato oggi, sia in studio che da casa, che dei passi in avanti è giusto farli sulla sicurezza stradale, anche perché, ripeto, non servono rivoluzioni copernicane, sono le misure quelle più sul lungo periodo, quelle più impegnative, però penso che ci possano essere anche delle misure più sull'immediato che poi possono portare immediatamente ad un miglioramento delle condizioni di sicurezza. Onorevole, quanto importante è per lei portare avanti anche il tema sicurezza? È un tema che è molto sentito, perché si parlava sì di incidenti stradali, di meno morti, però se fai un incidente e rimani paralizzato ti sei rovinato la vita tua e della famiglia. Perciò la sicurezza dovrebbe essere fondamentale. Cosa ne pensa, onorevole? Fa parte della nostra quotidianità, anche perché adesso non stiamo parlando soltanto degli automobilisti o dei motociclisti, qui stiamo parlando di un territorio, stiamo parlando di un paese che ha bisogno di spostarsi, ha bisogno di farlo in condizioni di sicurezza, anche perché oggettivamente adesso comincerà una stagione dove
tante persone andranno in ferie, per cui le condizioni di traffico saranno delle condizioni importanti. Abbiamo gli amici autotrasportatori che comunque svolgono una professione che comunque è una professione molto, molto faticosa in termini di stress, in termini di attenzione necessaria, per cui noi, se mettiamo unite tutte queste categorie e se pensiamo che poi si devono ritrovare tutte sulla stessa strada, poi chiaramente può aumentare anche la possibilità che succeda qualcosa che non va. Per cui adesso non dobbiamo essere ingenui né vendere promesse. Io penso che al momento l'obiettivo degli incidenti zero sia un obiettivo che l'Unione Europea si è posto, per carità è un obiettivo lodevole, però ad oggi non lo vedo purtroppo come un obiettivo realizzabile, però quello sul quale serve impegnarsi ogni giorno, sia con le piccole che con le grandi idee, ma soprattutto con la disponibilità di tutti, è quello di cercare di minimizzare quelli che sono gli incidenti. Poi noi possiamo fare tutti i discorsi del mondo, adesso io sono nel mio ufficio in zona industriale a Verona, se adesso scendo in strada e comunque su una arteria dove c'è un limite dei 50, la classica via di una zona industriale, chiaramente se passa uno con un SUV ai 130 mi fa finire sul lampione, oggettivamente abbiamo anche finito di fare tutti i ragionamenti, per cui io penso che veramente, scusate la banalità, perché banalità in televisione non bisogna dire, però dobbiamo riconoscere che il primo metodo per ridurre gli incidenti è quello che è il buon senso, che tutti noi abbiamo 5 sensi, ma ci manca il buon senso, onorevole. 5 sensi li abbiamo, ma il buon senso non ce l'abbiamo. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. È quello che volevo dire io, l'ha detto l'onorevole. Bisogna essere responsabili quando siamo in macchina, in bicicletta, in moto, a piedi. Se la responsabilità, perché se io devo attraversare la strada col telefono in mano, con le cuffiette, a piedi, e ce ne sono tanti, e anche in bicicletta, bisognerebbe evitare e dire niente cuffiette, perché non sentono la macchina dietro, non sentono che arriva qualcuno, ma sono proprio fuori di testa. Mamme col carrozzino che passano qua davanti casa col telefonino, il bambino là che dorme o che piange ma questi telefonini hanno fatto disastri e anche bisogna insegnare di correre, se c'è la pista ciclabile, correre sulla pista ciclabile, no sulla strada. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie a te cara Nadia. Ingegnere Materazzo, come commentiamo quello che ha sentito? Perché bisogna fare un cambiamento culturale, non c'è niente da fare. Assolutamente sì, non è la cosa più semplice e probabilmente non sono nemmeno l'interlocutore giusto, non sono un esperto in materia. Quindi anziché rispondere alle 100, perché poi se sentiamo 100 persone ognuno segnalerà l'ultima cosa che gli è capitata, o è tecnico, o è l'anziano, o è il bambino, eccetera, eccetera. Allora diamo delle ricette generali, perché penso che siamo qua soprattutto per dare le ricette. Certo. Ne do due. Allora, intanto delle cose che sono universalmente accettate da chi si occupa di economia dei trasporti. Cioè, la prima, che il vero deterrente non è l'entità della pena, ma è la certezza della pena. Quindi è inutile che continuiamo ad alzare multe quando poi i controlli non ci sono, quindi aumentare i controlli. La seconda, universalmente accettata da chi si occupa di economia dei trasporti. Se vuoi migliorare un sistema di trasporto, in questo caso quello su gomma, non devi agire su quel sistema, ma sui sistemi paralleli. Se costruiamo la strada in più per togliere il traffico da quella strada, non faremo altro che migliorare le condizioni su strada e invogliare altri utenti a usare il trasporto su gomma.
Dopo qualche mese di apparente miglioramento, le cose continueranno a peggiorare, ritorneranno come prima, avremo una strada in più, avremo un terreno agricolo in meno, avremo inquinamento acustico, inquinamento ambientale in più e il traffico tale e quale a prima. Quindi se vogliamo migliorare il sistema di trasporto su gomma, dobbiamo agire sul trasporto collettivo. Mi piace chiamarlo alla spagnola trasporto collettivo più che trasporto pubblico. E come? Ma le metropolitane, ho portato una tabella che ci fa vedere, per esempio, è solo un esempio, poi parleremo anche d'altro, certo. Parleremo delle ferrovie, parleremo dei trasporti pubblici locali su gomma. Quindi le metropolitane in Italia oggi, sommando le uniche 7 città che hanno una rete metropolitana, che poi a Catania di soli 8 km, di Genova di 7, in totale abbiamo 255 km di rete di metropolitane in tutta Italia. A Mosca ce n'è quasi il doppio, 461 km, a Londra 402, a Parigi, nella sola città di Parigi, 245, di più o meno quanto in tutta Italia. E lasciamo stare poi altre città nel mondo, dagli 879 km di Pechino ai 768 di Canton, che è come arrivare da Treviso a Taranto. Quindi, ma stiamo parlando di una città. Quindi se è chiaro che il numero degli incidenti è direttamente proporzionale al numero degli spostamenti, per ridurre il numero degli incidenti non dobbiamo fare altro che ridurre il numero degli spostamenti. È matematica. Quindi, 1 più 1 fa 2. In tutto il mondo il trasporto pubblico, il trasporto collettivo dovrebbe essere sovvenzionato, anche in deficit, non è un grosso problema perché giustamente l'onorevole dall'altro capo si starà chiedendo, e poi i fondi. I fondi dove li troviamo? Li troviamo appunto, diceva bene lei prima, un incidente che lascia paralizzato un 18enne per i prossimi 70 anni. Le patologie, le neoplasie polmonari, le neoplasie dovute all'inquinamento ambientale, all'inquinamento acustico, eccetera, eccetera, sono un costo per la società. Si tratta semplicemente di spostare un investimento futuro di ciò che si potrà risparmiare in termini di incidenti, di disabilità permanenti, di disabilità temporanee e spostarlo sui trasporti. Pianificare in maniera diversa. Il sistema di trasporti deve essere sovvenzionato pubblicamente anche in deficit. È apparentemente una spesa. Nell'arco del tempo sarà sicuramente un risparmio, a parte poi il costo sociale, perché in questo momento stiamo parlando di soldi, ma il costo sociale di una famiglia che perde il ragazzino di 14 anni o di 15, eccetera. Perché? Perché probabilmente sì, i monopattini, le biciclette, altri mezzi di trasporto, così, l'utenza cosiddetta debole, ma ci siamo chiesti quanti di questi ragazzini avrebbero preferito andare a scuola o andare in discoteca con un autobus se l'autobus avesse potuto servire anche quella fascia oraria? Onorevole, come commenta quello che ha sentito? Prego. Non lo vedo. Oddio. Eccoci non qua. Mi vedete? Sì, adesso benissimo, onorevole. No, ci sono, non scappo. Ma allora c'è un tema, il tema infrastrutturale, poi ringrazio l'ingegnere perché è stato molto significativo mettere a confronto quello che è il chilometraggio, quella che è la lunghezza della infrastruttura metropolitana a livello nazionale con quella di altre metropoli. Poi magari con la Cina sappiamo che non dobbiamo fare paragoni perché ci facciamo del male, però oggettivamente, insomma, io ho avuto modo di vivere anche in alcune città all'estero dove la metropolitana funziona e vi devo dire che comunque chiaramente si tratta di opere costosissime, però il fatto di poter negli orari di punta percorrere alcuni chilometri sottoterra, senza semafori, senza incroci, senza rotatorie, in pochi minuti è veramente tanta roba. Poi chiaramente anche lì le persone poi si abituano ad utilizzare il trasporto pubblico anziché la propria autovettura. Poi chiaramente in Italia siamo abituati non facciamo una bella così. metropolitana anche qua nel Veneto che colleghi tutto quanto, visto che l'hanno fatta a Napoli, che ci sono tutti i reperti perché non la facciamo anche qua, onorevole, una bella metropolitana, ma non sopra sotto? Aspetta, oddio, la metropolitana. Intanto facciamo la telefonata. Chi è in linea? Sì,
Ciao Mirella, sono Paola Padova. Ciao Paola. Buongiorno. E buongiorno ai tuoi ospiti. Giusto Mirella, come sempre arrivi al punto, cioè la metropolitana è l'unica soluzione, perché è inutile, se te Gagliese non ti puoi farlo diventare 20 con tutti i soldi del mondo, quindi qui stiamo rovinando le città, parlo ovviamente di Padova dove abito, rovinata una città, rovinato tutto il parco verde perché sono stati tagliati migliaia di alberi che ormai abbiamo solo cemento, non respiriamo più, ci siamo dimenticati che gli alberi servono per vivere, cioè per respirare, non respiriamo assolutamente con il cemento. La viabilità, 500 milioni di euro, a proposito non solo non ci sono le vetture, non ci sono ancora le rotaie, quindi il 30 di giugno ce lo possiamo scordare, ma alla grande perché siamo già al 15, non ci sono ancora le rotaie in tutta Padova Ovest, che arrivando fino a Rubano sono chilometri e chilometri. Quello che è rimasto della viabilità sono 2 pezzettini di strada per le auto, perché la maggior parte se l'è presa appunto cioè il tram, 2 pezzettini. Va bene, l'inquinamento, ovviamente la maggior parte della gente non può andare in tram, quindi l'inquinamento sarà tutto il traffico interessato, ma non pensiamo alle autoambulanze, ai vigili del fuoco, quando i minuti per un infarto, un ictus, eccetera, sono preziosi, questioni di vita o di morte. Ci sarà tutto il traffico paralizzato, perciò l'obiettivo che si voleva raggiungere, quello dell'ambientale, è già perso in partenza. I soldi ne abbiamo tirato fuori un sacco e probabilmente lì dovremo pagare noi perché il 30 di giugno non si raggiunge, quando con questi soldi potevamo mettere bus elettrici e dare case a chi non ne ha, soprattutto, e magari mettere anche delle scale mobili a gente che è al terzo o quarto piano senza ascensore e che deve vivere regalata in casa per 30 euro che non ha di poltroncine. Grazie, fammi andare avanti Paola, grazie, sei stata molto chiara, vediamo se c'è l'onorevole, se no, eccolo qua, cosa dice onorevole, prego. Oddio, chiaramente sul tema di un'opera importante come quella del tram ci auguriamo tutti che poi possa essere un'opera che abbia dei benefici e una ricaduta positiva, anche perché quelli che sono i costi sono dei costi esorbitanti, ci sono dei costi anche ambientali, questo purtroppo va detto. Poi come sempre i conti vanno fatti con l'OST, nel senso che poi dovremo vedere effettivamente a livello di volumi di traffico, a livello di riduzione dell'inquinamento, quanto questo tipo di opera, che è comunque stata un'opera impattante sulla quotidianità dei padovani, riuscirà poi ad alleviare il traffico e a portare dei benefici nella quotidianità. Poi purtroppo, come sempre, niente è per niente. Sentiamo Giannini, cosa vuoi aggiungere? Tu sei giovane, vivi la città, ecco voi siete anche ragazzi che hanno anche una visione diversa come per quanto riguarda anche l'ambiente e lo spostamento, prego. Non aggiungo nient'altro rispetto a ciò che ho detto prima sul tema del tram, aggiungo solo che l'amministrazione nel 2023 ha aumentato del 10% il prezzo di biglietti e abbonamenti, quindi c'è anche ovviamente il tema di un trasporto che, se tutto dovesse funzionare, speriamo di sì, perché veramente se no la città rimane paralizzata, indebitata, potrebbe esserci un trasporto più presente ma meno accessibile, quindi anche questo è un tema da valutare. Però mi colpiva quello che diceva la telespettatrice, è vero che Padova ha 2 ordini di problemi, un problema di inquinamento, siamo sorprendentemente tra le città più inquinate d'Europa per posizione geografica ma anche per scelte relative per esempio al traffico. Io sono d'accordissimo con quanto detto con l'ingegnere, lo ringrazio per la chiarezza, la puntualità, perché il trasporto pubblico, per meglio dire collettivo, è la chiave. E c'è il problema del consumo di suolo. A Padova 1 metro su 2 è coperto dal cemento, cioè noi non possiamo semplicemente dire oggi dobbiamo fermare il consumo di suolo, dovremmo addirittura depavimentare delle aree per
avere una città che sia in qualche modo vivibile e che rappresenti degli standard di qualità della vita elevati. Proprio ieri il Consiglio di Stato, su ricorso di un comitato cittadino a Granze di Camin, che è un rione di Padova, ha bloccato i lavori di un centro logistico permesso dall'amministrazione comunale di Ali Grande 3 volte Prato della Valle. Stiamo parlando di un mastodonte in una città che non ha il territorio adatto per ospitarlo. Adesso vedremo anche come andrà a finire, perché veramente è un fatto che ha veramente fatto scalpore questo qua. Andiamo a vedere invece l'onorevole Borchia per quanto riguarda l'agricoltura, perché parlavamo di ambiente, adesso parliamo di agricoltura. Andiamo a sentire, poi commentiamo con l'onorevole Paolo Borchia. Un grido d'allarme arriva da una cinquantina di sindaci della Lega da tutta Italia, di cui molti dal Veneto. La forte preoccupazione espressa dai primi cittadini riguarda la direzione di accentramento in merito alla gestione dei fondi comunitari europei prevista per il prossimo bilancio. A fare il punto della situazione è Paolo Borchia, europarlamentare della Lega. C'è molta preoccupazione perché comunque il Veneto come la Lombardia hanno rappresentato delle realtà dove questi fondi sono stati utilizzati in maniera particolarmente virtuosa, andando a portare risorse sull'economia reale, sul territorio, sulle imprese, sul microcredito, per cui una serie di attività che sono vitali per il funzionamento dell'economia del territorio. Per quanto riguarda l'agricoltura, uno dei settori più colpiti dalla crisi internazionale, Borchia sottolinea come ci siano progressi per la nuova PAC, ovvero la politica agricola comune, anche se, come Lega, l'eurodeputato frena gli entusiasmi riguardo all'accordo Mercosur, una misura che secondo lui va a penalizzare il settore agricolo. Il messaggio che come Lega lanciamo è un messaggio molto chiaro e diretto. Noi non intendiamo che sia sempre l'agricoltura a pagare il conto per gli altri settori. Allora, onorevole, cosa ci dice anche in merito per quanto riguarda l'agricoltura? Siamo in crisi un po' dappertutto, ci mancava anche queste guerre interne tra i partiti, anzi ci dirà anche come andrà a finire con Salvini-Zaia, perché siamo tutti curiosi di capire dove vuole arrivare Zaia e quello che concederà Salvini, che non è di sicuro l'ultimo della classe, perché veramente c'è un grande punto di domanda. Vedremo se sarà veramente, starà loro a cuore invece il bene di tutta la comunità. Prego, onorevole. Sì, ma insomma sull'attualità politica soprasederei, anche perché quello che si legge sui giornali a volte magari non è precisissimo, però insomma io ritengo che i partiti come associazioni di persone che hanno un determinato orientamento comunque debbano sempre lavorare per il territorio per portare risultati. Qui chiuderei la parentesi, poi che lo faccia uno, che lo faccia l'altro, questa non è la priorità. Piuttosto sul tema dell'agricoltura io sono un po' più, non dico preoccupato, però attenzione a non dormire sugli allori, visto che l'agricoltura è tutto, è alla base della nostra alimentazione, è alla base della tradizione della nostra regione. L'agricoltura è identità, è tradizioni, l'agricoltura è radici, quindi penso che questa prima premessa di carattere morale comunque sia una premessa che va fatta. Poi io vi spiego molto brevemente quelle che sono le problematiche a livello europeo. Adesso il commercio con l'estero non è più una competenza nazionale, è una competenza comunitaria, per cui significa che a livello europeo bisogna trovare una soluzione che vada bene per tutti. Noi sappiamo benissimo che in Europa ci sono paesi come il nostro che hanno una certa manifattura, che hanno comunque un settore agroalimentare che ci dà tante soddisfazioni da un lato, ma va tutelato dall'altro, mentre dall'altra parte ci sono dei paesi che invece hanno fatto la scelta di importare tutto, se possibile a costi molto bassi, hanno delocalizzato, per cui chiaramente quando io devo sottoscrivere un trattato, come è stato quello con i paesi del Mercosur, un trattato di libero scambio, io devo decidere se tutelarmi come paese importatore e che ha qualcosa da difendere, oppure se devo comportarmi come un attore che invece preferisce che non ci siano vincoli sul mercato, che tutto sia liberalizzato al massimo e che entri il prodotto da ovunque e a bassi costi. Per cui insomma questo penso che sia l'equivoco di base che
quotidianamente è difficile da risolvere. Sul tema del Mercosur, come dicevo prima nel servizio, attenzione, perché è giusto, io sono contento che ci siano alcuni settori che vedono in questo accordo un accordo che abbia delle prospettive, un accordo che possa portare sviluppo, però attenzione, perché gli amici agricoltori, le associazioni invece sono molto preoccupate, per cui ribadisco quanto detto prima: non è giusto che sia sempre l'agricoltura a pagare il conto, anche perché nel momento in cui non abbiamo più un'agricoltura, tanti auguri, anche perché parliamo di un settore che non è esattamente tra i più onorevole, facili, perché le ho fatto questa domanda che l'ho messa con l'agricoltura, perché ci preoccupa il fotovoltaico che inizia a invadere il territorio. Noi a Bassano abbiamo questo fotovoltaico con un'enormità di aree, e io ho avuto un fisico, ha detto: ma cosa se ne fanno di tutto quel fotovoltaico là? Basta vedere quanta popolazione c'è, di cosa ha bisogno. Capisce che c'è un altro tema importante, che è il fotovoltaico a terra, dove veramente qualcuno dice: ma si può lo stesso fare. Lei cosa ne pensa? Perché veramente di questi temi dovremmo pur parlarne, perché riguarda la comunità. Allora il cemento no, però fotovoltaico sì. Adesso sappiamo più da che parte girarci, onorevole. Com'è la situazione? Oddio, se vuole una mia opinione, io vado giù diritto come al solito, nel senso che abbiamo tantissimi tetti dei capannoni che sono liberi, per cui il tetto del capannone, visto che comunque ha anche una metratura, anche una superficie superiore mediamente a quello di una casa, può essere il contesto ideale dove andare ad alloggiare il pannello fotovoltaico. Poi io guardi, mi occupo di energia nella mia quotidianità e sinceramente non mi considero un talebano, nel senso che dobbiamo essere molto, molto concreti. Attualmente l'energia è uno dei fattori che mi preoccupano di più per quanto riguarda lo sviluppo della nostra economia. Noi senza un'energia abbondante e a prezzi ragionevoli economicamente non andiamo da nessuna parte. Poi va anche detto che attenzione alle ubriacature da energie rinnovabili, perché comunque insomma noi abbiamo visto anche nell'estate del 2022 c'era stata una siccità importante, ricorderete bene, che poi aveva avuto come conseguenza una generazione da idroelettrico molto ridotta rispetto al passato. Per cui sono fonti sicuramente interessanti che ci danno la possibilità di produrre energia a interessi zero, però a chilometri zero, però attenzione, perché si tratta di fonti che sono intermittenti e in alcuni casi non prevedibili. Poi in generale, onestamente, andare a riempire dei campi che hanno una vocazione alle culture di pannelli non mi sembra il massimo. Ripeto, prima ragioniamo sui tetti, che superfici ce ne sono, e poi una volta che tutti i tetti saranno saturi, se ci sarà necessità di generare ancora con questo tipo di tecnologia, faremo altre valutazioni. E con questo fisico anche molto preparato genovese abbiamo parlato anche di nucleare, e sa cosa aveva detto? Ma la politica sa di cosa parla? Sa cosa vuol dire nucleare, specialmente in Italia, zona sismica? Perché è facile fare i paragoni con la Germania, noi siamo in Italia, è un'altra cosa. Ecco, cosa direbbe a questo fisico, onorevole, se ce l'avesse di fronte? Oddio, chiaramente io non vado a rubare il mestiere a nessuno, anche perché il tema del nucleare, io tra l'altro alcuni mesi fa sono stato anche in Canada, perché il Canada, in particolar modo lo stato dell'Ontario, rappresentano delle eccellenze per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo del nucleare di ultima generazione. Io però devo dire, il nucleare di ultima generazione ha delle caratteristiche molto diverse, sia in termini di dimensioni delle plant, quindi di questi siti produttivi. Non servono più centrali gigantesche come era in passato, ci sono questi piccoli reattori modulari, si chiamano così, che hanno la dimensione più o meno di un container, che quindi possono anche essere collocati in zone del paese che abbiano chiaramente le giuste caratteristiche. Però io sul tema del nucleare credo che non vada affrontato il dibattito soltanto con dei pregiudizi. Sappiamo che il nostro paese è povero di risorse naturali, povero di capacità di generare energia autonomamente, anche perché insomma voi andate a guardare la Spagna quanto
genera da fotovoltaico e andate a vedere quanto genera l'Italia, ci sono delle differenze, per cui noi non possiamo pensare di basare il nostro sviluppo economico futuro soltanto su un paniere molto ristretto di fonti energetiche. Serve anche il nucleare e se noi facciamo anche una valutazione, ma anche molto veloce, su quelli che sono i motivi dell'aumento dell'inflazione negli ultimi mesi, vediamo che l'aumento dei prezzi dell'energia dà un contributo purtroppo molto gravoso al tema dell'inflazione, per cui cerchiamo di sviluppare queste tecnologie, ma al di là delle tecnologie cerchiamo anche di sviluppare un dibattito in maniera molto serena, spiegando alla gente cosa succederà, quelli che sono i pregi e i difetti di ogni tecnologia, però cerchiamo di non mettere le mani avanti e di partire subito negativi, altrimenti non ce la capiamo. No, infatti io sono partita col dialogo, appunto, ma con persone competenti. Quello che vorremmo noi è sentire le persone competenti, perché se tutti si ergono a professori senza conoscere il tema, è un tema, come dice lei, talmente delicato che bisogna sentir parlare, come ha spiegato molto bene lei. Ecco, sono andato anche a visitare, ho cercato di capire, ecco, spiegare, perché il dibattito è molto importante. Ingegnere, cosa ne pensa? Guardi, Mirella, mi scusi se le rubo un altro secondino, ma lei penso che abbia toccato il punto giusto, nel senso che la politica deve fare la politica, gli scienziati devono fare gli scienziati, i tecnici. Poi la soluzione ideale la si trova quando queste tre categorie poi si mettono nelle condizioni di tirar fuori la soluzione migliore per il Paese. Guardi, se la Lega fa questo assieme a tutta la politica, non andrà a casa più nessuno, perché noi vi voteremo in eterno. Se la competenza finalmente regnerà questo Paese, noi saremo strafelici, ma non solo competenza, anche trasparenza politica. Cosa dice, ingegnere? Prego. Dico che sono d'accordo con l'onorevole, molto più che col fisico che ha consultato lei, perché è chiaro che partendo proprio dai pannelli solari, ma sono un milionesimo del consumo di suolo rispetto a quello che si fa per centri commerciali, ipermercati, autostrade inutili, eccetera, eccetera. Altre sciocchezze che ho sentito dire in passato, per fortuna adesso molto meno, che le pale eoliche sono brutte perché rovinano il paesaggio, ma mica le vogliamo fare in piazza San Marco o davanti al Vaticano, ma facciamole in mare, facciamole in zone desertiche dove non ci sono nemmeno strade, ci sarà qualche mucca, qualche lucertola, ma nemmeno automobilisti di passaggio, facciamoli là, ma facciamoli. Idem per quanto riguarda le centrali nucleari, ma non è che tutta l'Italia è zona sismica, ci saranno pure delle zone non sismiche, grazie a Dio ce ne sono, le faremo là, voglio dire. Sono d'accordo con l'onorevole, l'Italia ha bisogno di tutto, ha bisogno di variegare, cioè tenendo conto quindi di quelle che possono essere anche le incertezze legate al vento, legate al sole, eccetera, eccetera, soprattutto in questo periodo legate alle guerre. Quindi abbiamo bisogno di tutto. Da dove comincerei? Comincerei da quello che si può fare più in fretta, perché abbiamo bisogno anche di fare in fretta. Le centrali nucleari probabilmente hanno questo enorme problema che non è che le progettiamo oggi e le facciamo domani, saranno pronte fra 10 anni. Se tutto va bene. Molto più facile una pala eolica che la facciamo invece in pochi mesi, o i pannelli solari che li facciamo in pochi mesi. Poi ripeto, ha ragione l'onorevole, facciamoli sui tetti dei capannoni, facciamoli in zone dove non ci sono nemmeno strade, dove nemmeno uno possa passare nemmeno per caso. Ma facciamoli e facciamoli subito, perché non possiamo stare la mattina a sentire il telegiornale cosa stanno facendo gli americani con gli iraniani, lo stretto, eccetera, eccetera. Tutti i giorni e noi no. Tutti i giorni. Abbiamo bisogno, onorevole, di fare in fretta. Però noi dobbiamo essere coinvolti con la competenza e la trasparenza dell'informazione. Questo ce lo devono. Senza ideologie. Cosa dice, onorevole? No, ma sono d'accordo, ma guardate che tante volte le castagne dal fuoco si tolgono quando si ha la capacità di ragionare con il buon senso. Io stamattina mi stavo guardando un attimino indietro, e io con quest'anno sono 10 anni tondi che mi occupo di energia a livello legislativo.
io dopo 10 anni vi devo dire che non riesco ancora a considerarmi un esperto, sono una persona molto, molto curiosa che cerca di studiare quotidianamente, però prima si parlava anche del tema nucleare, che comunque è una delle tematiche maggiormente complesse, è un tema che io sto studiando da qualche anno, sto andando a visitare, come vi dicevo, vari impianti, a settembre sarò anche in Spagna a vederne uno, perché comunque ci credo. Però nonostante questo, nonostante il tempo che ci ho impiegato, nonostante il tempo che ho studiato, comunque penso di avere ancora più domande che risposte. E comunque guardate che non penso sia necessariamente una brutta notizia, perché il fatto magari a volte di essere troppo sicuri, di dare le cose per scontate, non sempre porta. Senta, onorevole, se riesco ad avere questo fisico che guardi veramente molto preparato, poi facciamo un confronto per vedere, anche per capire, come dice lei, anche noi, visto che riesce anche a spiegarsi anche in maniera molto semplice, cosa non facile quando parli di nucleare, perché bisogna anche spiegare ai cittadini in maniera semplice, come cerco di fare io con questa trasmissione, perché io sono convinta che tutti devono capire le cose, tutti, perché riguardano tutti e poi alla fine le paghiamo tutti. Perciò se lei sarà disponibile, guardi onorevole, ci terrei tantissimo a questo confronto in diretta anche con il pubblico che segue, perché l'importanza della comunicazione anche con il cittadino per me è fondamentale, guardi, perché sono quelli che vi eleggono poi alla fine. Ma guardi, sono d'accordo, poi io comunque credo che i dibattiti di questo tipo non debbano servire a far vedere che uno è più bravo dell'altro, ma dovrebbero magari, anche mettendo a confronto dei punti di vista diversi, dare agli amici che ci stanno seguendo da casa la possibilità di capire di più su delle tematiche che vi assicuro non sono proprio semplicissime. No, guardi, veramente ci terrei ringrazio. tantissimo, guardi, anche perché abbiamo bisogno di capire, perché magari molti non ci saranno, ma nel fondo di noi ci sarà fra 10-15 anni, ma ingegnere, così capiremo cosa avevamo detto e cosa avevamo discusso. La prima domanda per il fisico, se se la vuole annotare. Abbiamo Claudio da Marano, vai Claudio, poi andiamo, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Adesso, visto che abbiamo un europeo, avremo bisogno di fondi per riuscire a mettere mano sulle praticamente ex basi NATO, dove specialmente Brescia, Chioggia, ci sono migliaia di ettari che sono anche incementati e quindi c'è la possibilità di piazzare pannelli solari, perché il cemento, lo strato di cemento sotto c'è già, di queste ex basi NATO. E in più abbiamo il problema delle centrali praticamente idroelettriche ferme, che sono magari private, però hanno una concessione pubblica che sta anche per scadere. Quindi io non pretendo che la Lega faccia qualcosa, non ha mai fatto nulla, però almeno di riuscire ad appropriarsi di quelle concessioni dove sono le turbine in abbandono, almeno quello, o almeno mettere giù i pannelli dove c'è già incementato nelle ex basi NATO Nike. Non parlo di altre 150 basi da demolire che ci sono in giro per i paesi del Friuli. Almeno le basi Nike, mettiamo giù i pannelli, almeno fate quello. Buona giornata, signori. Claudio, fammi andare avanti perché ho pochissimo tempo, sentiamo l'ingegnere intanto. No, la prima domanda che farei al fisico è il problema delle scorie e poi il problema dei 10 anni. Invito anche lei, facciamo anche con lei se vuole, se è libero. Ma è giusto da ascoltatore, perché non sono un esperto, però la prima domanda che mi faccio, le scorie. Si parla di piccole e grandi che siano, ma chiaramente le scorie saranno proporzionali all'energia prodotta, non si fanno per un quartiere o per un condominio. Quindi quello è un problema da risolvere prima ancora, perché poi chiaramente sì, le scorie sì che poi non le vuole nessuno. Che poi alla fine parli col sindaco di San Biagio, visto che giochiamo che l'abbiamo avuto ospite poco fa. Giannini, tu giovane cosa vuoi dire? Perché è un problema che riguarderà anche voi poi alla fine, C'è l'ambiente specialmente. Il tema della crisi climatica, ma che in questo periodo storico si collega al tema geopolitico, perché noi oggi abbiamo grande bisogno di indipendenza energetica, perché abbiamo visto che anche la nostra economia viene messa in ginocchio dal fatto che siamo dipendenti energeticamente dal resto del mondo. Quindi mi collego anche alla questione generazionale.
La mia generazione qualche anno fa ha detto attenzione, c'è questo tipo di problema, investiamo sulle rinnovabili, ma poi sono d'accordo, tecnicamente bisogna fare un mix energetico, perché appunto quando un'energia può non risultare sufficiente o può risultare intermittente, ce ne deve essere un'altra, ma investiamoci. In qualche modo la cosiddetta transizione energetica è stata rimandata anche un po' per motivi politici, si è litigato, è stata ideologizzata, però era una cosa necessaria e oggi ci presenta il conto e ci dice era necessaria. Ingegnere, vuole aggiungere qualcosa? Poi andiamo dall'onorevole Borchia. No, sull'argomento ho detto quel poco che praticamente mi pone 1000 dubbi sul nucleare. Tutto qua. Onorevole, a lei poi come ci saluta? Prego. Intanto io fra un paio di settimane avrò modo finalmente di incontrarmi con i vertici di Nuclea Italia, che è questa nuova società che si occuperà dello sviluppo del nucleare in Italia, una partecipata tra Ansaldo, Leonardo ed Enel, per cui insomma adesso inizieremo anche a mettere giù un calendario con delle tappe, anche perché per capire verosimilmente cosa succederà in futuro e quando. Per cui insomma io credo e continuo a pensare che comunque questo sia un passaggio fondamentale per lo sviluppo del nostro paese, anche perché, ripeto, se non c'è energia a prezzi accessibili dopo diventa anche dura essere competitivi. La ringrazio veramente, onorevole. Grazie a voi. Grazie onorevole. Allora, prima di salutarla però la lascio, però prima vorrei che lei vedesse questo genio che abbiamo la fortuna di avere qui a Treviso, che si chiama Fulvio Marotto, che è l'unica persona al mondo, visto che siamo partiti con le motociclette, ingegnere, che ha la patente di moto. Ecco, gliel'ha data lei, senza gambe, senza mani, onorevole. Lui veramente vorrebbe tanto insegnare ai giovani, perché lui è riuscito a alzarsi dalla sedia a rotelle, ha detto io in questa sedia non ci devo stare perché la mia vita è un'altra cosa. Andiamo a vedere, però intanto salutiamo anche l'onorevole, che la ringrazio se guarda Fulvio Marotto, e cercare di capire che abbiamo anche questa possibilità di educare i giovani tramite queste persone. Andiamo a vedere. Cosa vuole dire a Fulvio Marotto? È lui che si fa le protesi, sa onorevole, se le costruisce lui, lo sa bene l'ingegnere che ho qui a fianco, e nessuno lo vuole, onorevole, non è ascoltato da nessuno, capisce? Cosa vuole dire a Fulvio, onorevole? Guardi, penso che sia una persona che non ha qualcosa in meno ma ha tanto in più. Casi, guardate, esempi così sarebbero veramente da portare nelle scuole per insegnare ai ragazzi veramente cos'è la forza di volontà. Io dico solo questo. Grazie, veramente grazie onorevole Borchia, Paolo Borchia, di essere stato con noi. Grazie. Ingegnere, lei cosa vuole dire? Saluto anche i suoi ospiti in studio, arrivederci.
Lei vuole dire a Fulvio cosa dice a Fulvio, visto che lei gli ha dato la patente? Dai, racconti, la patente, ha collaudato le moto che ha autocostruite, autoprodotte, poi automologate, eccetera, eccetera. E niente, c'è poco da aggiungere a quello che ha detto l'onorevole. Cioè, chiaramente una persona da portare ad esempio a tanti ragazzini che magari vanno in depressione per un brufoletto o qualcosa di così piccolo da risolvere col dentista, eccetera, eccetera. È un vero esempio. In 35 anni di attività come Commissione Medica Patente ne ho conosciuti anche altri di esempi, non è il caso di fare nomi, magari poi le darò dei nomi di persone che può invitare tranquillamente in trasmissione. Che sono esempi? Sono esempi veramente esatto, da portare a tutti, a chi va in depressione per pochissimo, per il fidanzatino o la fidanzatina, eccetera, eccetera. Esempi. Esempi, noi abbiamo bisogno di questi esempi. Cosa ne pensi, Alessandro Dionini, di dare questi esempi? Mi è venuto un ragionamento guardando questo servizio. Da una difficoltà sono scaturite delle capacità, dei talenti, un impegno che magari chi ha tutto non riesce a implementare. Quindi mi viene da dire questo: prendere ciò che la vita dà e farne il massimo. Tutti possiamo fare il massimo con ciò che abbiamo. Questo è solo quello che mi viene in mente guardando questo, appunto, esempio da seguire da cui trarre ispirazione. Io ringrazio veramente l'ingegnere Leopoldo Matarazzo, già direttore della motorizzazione a Treviso, grazie di essere stato con noi, grazie Alessandro Dianin, presidente Orizzonte, grazie, pubblicità. Presento un graditissimo ospite che è Salvatore Federico, già edile della Filca, ora in pensione, ma ha tante cose da dire perché lui va avanti, continua a produrre, a creare, a fare per dare veramente sicurezza anche ai giovani. Sto parlando di centri estivi. Allora Federico, cosa ci racconta questa mattina? Intanto grazie dell'invito. Racconto semplicemente che dopo una vita nel sindacato ho provato nella realtà dove abito a dare delle risposte anche un po' più concrete ai bisogni delle famiglie, ai bisogni della comunità. E abbiamo ormai avviato, sono 4 anni, un centro estivi per i bambini della nostra comunità e non solo, perché poi hanno aderito anche altre realtà vicine al nostro comune. E si trova a San Bonifacio, poi è aderito anche il comune di Arcole e altri hanno aderito, però eravamo già a posto per quest'anno per quanto riguarda, perché abbiamo oltre 200 bambini che partecipano ai nostri centri estivi. Il centro estivo è stato un po' un pretesto per avviare un impegno sul territorio, perché abbiamo coinvolto gli anziani, i nonni, quelli della mia generazione, abbiamo portato portiamo i bambini a pesca con l'aiuto dei nonni, poi abbiamo il nonno pittore, la nonna che insegna a fare l'uncinetto, il nonno che insegna alcuni lavori che ormai non si fanno più, anche semplice gonfiare la bicicletta, eccetera. Poi abbiamo anche avviato anche un bel rapporto col territorio, perché nel territorio anche con le varie associazioni, Tempo Libero, le varie associazioni sportive, insomma in sostanza abbiamo messo in piedi una rete che ha dato soddisfazione un po' a tutti. In primo luogo ai genitori che hanno mandato i bambini, perché noi non ci annoiamo, tutte le giornate ci sono iniziative una diversa dall'altra. E tutto questo è gestito da un gruppo meraviglioso di animatori maggiorenni, aiutati anche dai minorenni, che noi siamo una delle poche realtà, ahimè, dove per fare l'animatore del CER è obbligatorio fare un percorso di formazione e in più li abbiamo regolarizzato con il cedolino paga. Allora, abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno, adesso andiamo a vedere il bicchiere mezzo vuoto, perché so che lei è un po' demoralizzato, quante cose si potrebbero veramente fare, sono anni che lei punta, ecco, rialza la posta in gioco, però si fa fatica. Cosa vuole dire? Ma voglio dire che a volte io dopo tanti anni, ahimè, e tanti anni anche di età, vedo che tante cose non ci insegnano, tanti eventi anche tristi non ci insegnano nulla. Solo 15 anni fa il nostro Veneto ha passato un periodo veramente molto triste, c'erano le aziende, gli imprenditori che erano lasciati soli,
che nella completa indifferenza di banche, di istituzioni, eccetera. E da allora non è cambiato molto. Noi allora avevamo avviato una bella iniziativa che si chiamava Speranza al lavoro, aiutati da 2 figli di imprenditori che si erano tolti la vita, proprio perché stretti nella morsa dei debiti. E da allora non è cambiato nulla, tante promesse, tante belle cose, e il nostro Veneto è sempre nelle solite condizioni. E questo un po' rattrista, perché dopo aver passato tanti anni a cercare di dare alcune proposte al territorio, ma non succede nulla, non cambia nulla, e questa è una delle cose che diciamo che mi rammarica. Alla fine mi concentro sui bambini, nella speranza che magari il futuro si possa costruire un po' in forme migliori. Il problema è che anche questi bambini sono a rischio. Lasciamo perdere la guerra, ma tutto il sistema che li circonda, che è una continua provocazione, e soprattutto la responsabilità di farli crescere bene, la loro sicurezza. Ad esempio, ingegnere Materazzo, la sicurezza di questi bambini, voi avete cercato di dare il massimo anche nelle scuole. Io sono convinta che già dall'asilo bisognerebbe iniziare a capire, perché questo bambino ha una spugna che assorbe, riesce a capire più di quello che voi immaginate. Certo che se poi succede, come è successo a me, che questi 2 creature piccolissime li fanno attraversare nel bel mezzo del put, dove non c'è neppure il passaggio, non c'è il semaforo, e che li ho fermati, perché vi ho detto ma siete fuori di testa, ma come fate a far attraversare su un put con 2 bambini piccolissimi? Ecco, il cambiamento culturale, in attesa che questi bambini crescano bene. Però abbiamo anche gli altri, che è la certezza della pena, quello che ha detto lei. Perché non si fa ingegnere? Ma la certezza della pena è direttamente proporzionale al numero di controlli che si fanno su strada, certo. Perché ovviamente se inasprisco la pena, la porto a 300 euro per quando, se superi di 1 km/h il limite di velocità, ma poi sai che c'hai una probabilità su 1 milione di essere fermato e sanzionato, molto più efficace i 10 euro, però se hai la matematica certezza di essere fermato e sanzionato se contravvieni anche di 1 solo km/h sui limiti di velocità. Questo per quanto riguarda la certezza della pena. Tornando invece al discorso bambini, educazione, devo dire di essere felice di aver lavorato per tanti anni con l'amministrazione provinciale di Treviso, perché da questo punto di vista l'amministrazione provinciale dai tempi di Luca Zaia in poi ha fatto tanto. Anche adesso c'è una struttura in piedi che si occupa di tutte le varie fasce d'età, quindi a cominciare dalle scuole elementari, un gruppo che si occupa dei bambini in età scolare, poi un gruppo che si occupa dei giovani, per finire un gruppo che si occupa degli anziani, coordinati da una splendida persona che vi invito a invitarla in trasmissione, che è il professor Marino Biscaro, veramente un pioniere. Lo conosco da una vita. Ecco, perfetto, potrà insegnare a tutti per quanto riguarda l'educazione per le varie fasce d'età. E devo dire tutto finanziato, sponsorizzato dall'amministrazione provinciale di Treviso, che da questo punto di vista ha fatto tanto. Poi, come dicevo prima, purtroppo bisogna agire a 360 gradi, quindi sicuramente ci vuole la prevenzione, sicuramente ci vuole uno psicologo per capire, come dicevo prima, perché una coppia di genitori dà in mano un cellulare a un bambino di 4 anni, che poi naturalmente, figuriamoci se non lo pretenderà a 12, 13 e poi a 18. Il che naturalmente porterà delle conseguenze gravi non solo dal punto di vista della circolazione stradale, ma anche dal punto di vista dei rapporti umani, della scrittura, della conoscenza dell'italiano corretto. Ingegnere, che questi ragazzi sono più intrigati magari a vedere anche Fulvio, a sentire Fulvio cosa dice, che noi soliti addetti ai lavori? Allora, per altri punti di vista sicuramente sì, è quello che dicevo prima, sicuramente per tanti in preda a depressione per motivi futili, il 4 in matematica o cose ancora più futili, sicuramente l'esempio di chi ce l'ha fatta, di chi ha avuto il problema ma ha lottato e ha vinto, sicuramente questo è un esempio molto importante. Poi se parliamo di sicurezza sulle strade, che è il mio campo, non risolve il problema, noi dobbiamo prevenire. Non
occuparci poi soltanto di chi ce l'ha fatta, però, ma prevenire. E lo dico, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, per quello cerco di accelerare a Federico, ma non è che forse questo uomo che abbiamo visto, non so se lei ha visto le immagini, Federico, di questo uomo senza gambe, senza mani, soprattutto li incuriosisce anche con la meccanica. Ecco, io sto facendo dei percorsi al Parco dello Storga dove c'è Fulvio e vedo che sono appassionati, che lui sa spiegare, creano insieme, disegnano. Ecco, non è solo, diciamo, una sicurezza, è anche la curiosità di vedere, perché ai ragazzi intriga molto la meccanica. Io non l'avrei mai detto, invece vediamo come anche le scuole di formazione hanno dei numeri importanti, più dei licei tradizionali. Prego Federico. Io sono a confermare proprio quello che diceva lei, Mirella. I bambini sono delle spugne, assorbono, provano sia il percorso che noi facciamo del centro estivo, dove abbiamo coinvolto persino direttori di banca che vengono a spiegare per esempio il credito. Faccio un esempio, i miei nipoti che frequentano il CERO, anche loro, hanno chiesto di aprire un conto corrente e oggi non vogliono più la mancia ma vogliono il bonifico per capire il risparmio, cioè nel senso che impegnandosi con i bambini e lavorandoci assieme producono delle idee che veramente noi forse non ci aspettiamo. Per esempio, un'altra cosa ancora che noi adesso ci faremo carico, dei bambini l'anno scorso, e questo mi ha molto colpito, ci hanno presentato un problema che è molto reale. Dice, ma perché ai nostri parco giochi ci sono più adulti che bambini? Allora sorge spontanea una domanda, ma i parco giochi dei bambini di chi sono? Dei bambini o degli adulti? A mio avviso sono dei bambini, anche perché se ragioniamo bene e ci pensiamo bene, spazi per i bambini non ce ne sono moltissimi, mentre per gli adulti ce ne sono tanti spazi. Allora una delle idee che vogliamo proporre quando il sindaco verrà, perché noi invitiamo anche l'amministrazione a parlare con i bambini, è proprio questo, di dedicare degli spazi solo per i bambini, gli adulti entrano se accompagnato dai bambini. Cioè il problema è culturale. Il problema è culturale, bisogna cominciare a rendere responsabili i bambini, che avremo delle sorprese incredibili. Abbiamo portato una giornalista a parlare di come funzionano i giornali. Lei doveva vedere quanto i bambini erano assorbiti dalle cose, questa dottoressa diceva, basta vedere giornalista. quando li intervisto, che gli ospiti sono veramente una cosa incredibile. Quanto la sicurezza, la stessa cosa, stanno attenti, sono delle spugne. Cioè, quindi perché non prendere questo tempo disponibile estivo a mo' di gioco, perché poi bisogna anche giocare, non bisogna sempre continuare sempre ad appesantire i compiti eccetera, e fargli fare delle cose dove possono tornare utili. Noi abbiamo invitato esperti per quanto riguarda di moto, dovevo vedere quanto erano coinvolti cioè i bambini sono delle spugne e su questo siamo d'accordo. Il problema è che dobbiamo dargli anche la possibilità ai bambini di fare dei percorsi dove loro si possono trovare a loro agio. Ecco, ultima cosa, una delle ultime, che è stata una sorpresa anche per me, è l'uncinetto. Una nonna ha proposto l'uncinetto e ho detto, signora, l'uncinetto sarà forse qualche bambina ancora? Invece l'uncinetto ha coinvolto anche i maschi. Alla fine la psicologa che ci aiuta, perché ci affianca, abbiamo un gruppo che ci affianca, mi spiegava che l'uncinetto è una delle questioni, fare maglia eccetera, è qualcosa che distrae dal telefonino, cioè ti aiuta alla concentrazione, ti mette lì, ti concentri su quella. Guardi che è l'adulto che ha dato il telefonino, il bambino, non il bambino che ha dato il telefonino all'adulto. Sono d'accordo perfettamente, però siamo in tempo di un po' cambiare un po' le cose, siamo sicuramente in tempo per aiutare i ragazzi. Io sono convinto da padre e da nonno che l'unica modalità è culturale, cioè non serve a punire, non serve, per carità va bene anche quello ed è giusto anche quello, però dobbiamo mettere in moto tutti i percorsi culturali e dobbiamo aiutarli a crescere diversamente di come sta avvenendo oggi, che non si può oggi. E quindi i centri estivi che noi organizziamo e stiamo lavorando ci danno anche piena soddisfazione. Allora, ingegnere, so che lei voleva dare anche altri numeri, che sono numeri importanti. No, più che altro, più che dei numeri, qualche ricetta. Va bene, allora, prima dicevo che ce ne sono almeno un paio, abbiamo cominciato dal trasporto collettivo, che secondo me resta comunque la cosa più importante. Ce n'è un'altra semplice ed è l'eredità, forse l'unica eredità buona che ci ha lasciato il Covid in quel periodo, è lo smart working.
Se c'è una cosa di cui sono veramente contento dei miei 35 anni di impegno con la motorizzazione è il fatto di avere concluso quel periodo senza alcun malato o contagio riconducibile all'ufficio. E questa è la prima cosa che mi porto a casa, perché star bene è la cosa più importante. Ma subito dopo abbiamo cominciato, perché ovviamente le prescrizioni erano queste, a lavorare in smart working. Dall'oggi al domani, senza nessuna preparazione, né tecnologica né pratica, abbiamo cominciato dai volontari, abbiamo cominciato a seguire quelle che erano le disposizioni, cioè massimo 1 per reparto, massimo 1 per stanza, gli altri a casa su base volontaria. Bene. L'altro risultato che abbiamo portato a casa, ma ripeto senza preparazione alcuna, né tecnologica né organizzativa, è il fatto che il lavoro non ha per niente rallentato. I risultati, quindi non si agiva più col tesserino, con il badge orario 8-14 eccetera eccetera, ma per obiettivi. Cioè tu raggiungi i tuoi obiettivi, continua lo smart working, non raggiungi i tuoi obiettivi, torni in un ufficio e ti sostituirà un altro. Ecco, su base volontaria la voglia di stare a casa, di lavorare da casa era tale che la produttività è addirittura aumentata, mentre in quel periodo proporzionalmente sono diminuiti incidenti stradali, inquinamento acustico, inquinamento ambientale, morti su strada. Quindi questa è una cosa che possiamo fare a costo zero. Mi dispiace che non c'è più l'onorevole ma lo invitiamo ancora, inviteremo anche lei. Andrebbe finanziato sicuramente e rafforzato lo smart working, anche perché cosa togliamo dalle strade? Un 10% di veicoli, un 20%, bene, lo porto a casa, soprattutto, mi devo dare un'altra equazione, purtroppo nel mio lavoro i numeri ogni tanto servono. Il traffico non è proporzionale in maniera lineare al numero di vetture che circolano, ma addirittura in maniera quadratica, cioè un 20% di veicoli in più produce un 40%, quindi secondo la legge del quadrato, di traffico e quindi di inquinamento, di ingorghi, eccetera, eccetera. Un 30% in più produce un 90% di traffico in più, inquinamento, cioè sono numeri accettati da chiunque si occupi di economia dei trasporti. Quindi al contrario, diminuire del 20% significa diminuire del 40% quello che è il traffico, le code, lo stress nervoso, emotivo, eccetera, eccetera, e come dicevo prima, il numero degli incidenti, perché il numero degli incidenti è semplicemente, direttamente proporzionale al numero degli spostamenti. Questo a prescindere dall'educazione, dalla cultura, eccetera, eccetera, ce ne farà fare di più, ce ne farà fare di meno, però a parità di veicoli circolanti il numero degli incidenti è direttamente proporzionale appunto al numero dei veicoli circolanti. Questa è universalmente accettato. Quindi perché non tornare sullo smart working in maniera determinata? Le assicuro che si può fare. E la produttività dell'ufficio non ne risente miglioramento minimamente, se non addirittura viene migliorata. Basta semplicemente un dirigente attento che si accorga di monitorare costantemente il rendimento dell'ufficio. Ingegnere, ma non sarebbe da cambiare anche questa segnaletica, che non riusciamo, quando arrivi alle rotonde non riesci più a capire dove andare, 150.000 cartelli, Treviso, Padova, scritto in 30 direzioni, non riesci più a dire adesso da che parte vado, cioè, e servono tutte queste rotonde, oppure hanno un po' abusato, ecco, per prendere sempre questi finanziamenti. Ingegnere, ci dica la verità. No, io parlo con una persona che è completamente d'accordo sulle rotonde. Ne do un dato, quindi anzi devo dire anche in questo caso devo lodare l'amministrazione provinciale di Treviso che è stata fra le prime in Italia a svilupparle, adesso le fanno dappertutto, ma Treviso forse da questo punto di vista c'ha diciamo la primogenitura. Sì. Io sono assolutamente d'accordo perché riducono i punti di impatto di un normale incrocio da 48 a 4. La prossima volta le porto uno schemino dove le dimostro questo. Infatti gli incidenti agli incroci si sono drasticamente ridotti, tranne poi il caso in cui è stato accertato che non è colpa di chi non sapeva di chi era la precedenza, ma semplicemente dal fatto che chi non l'ha data stava in quel momento a guardare il cellulare, e questo non c'entra niente con le rotatorie o con gli incroci. Le rotatorie è universalmente accettato che riducono di gran lunga il rischio di incidente, il rischio di impatto.
La segnaletica, il problema secondo me è un altro, che siamo meno abituati perché abbiamo preso la patente quando le rotatorie non c'erano. Infatti una cosa buona, mi dicevano alcune autoscuole quando ancora lavoravo, che molti anziani erano tornati in autoscuola per chiedere una lezioncina singola, un'oretta pratica in macchina, perché hanno fatto quella rotatoria, non riesco a capire come mi devo comportare. Possiamo fare un'ora di lezione, quindi ecco, da questo punto di vista forse quello che manca è l'aggiornamento. Come ci si deve comportare in rotatoria? Lo dica per cortesia. Beh, no, questo non si... No, perché veramente ne vediamo di tutti i colori. Cosa prevede? Le rotatorie all'europea, poi magari la prossima volta porterò degli schemini perché è difficile parlarne a voce. Vabbè, proviamo. Semplicemente che venga data la precedenza a chi già percorre la rotatoria, nelle rotatorie cosiddette europee. Le altre per fortuna sono state eliminate perché finché c'erano creavano equivoci. Non entro nel merito se fosse meglio. La destra non c'entra più, devi solo chi entra per primo. Chi entra, chi già percorre la rotatoria ha sicuramente diritto di precedenza su chi aspetta calma e intanto, sapendo che si deve fermare, ha rallentato per tempo, ha guardato bene i segnali, ha avuto il tempo di incanalarsi nella giusta corsia e così via. Questa, chiamiamola lezioncina, probabilmente avrebbe un senso se fatta forse proprio da un istruttore di scuola guida che sa anche quali sono le parole giuste da utilizzare e poi che porti degli schemini, perché le rotatorie bisogna distinguere quella a corsia singola, quelle a 2 o quelle a 3 corsie, quelle diciamo dove c'è un asse di simmetria ben preciso che quindi con quello che poi bisogna rispettare anche in termini di frecce, in termini di indicatori di direzione, di cambio corsia e così via. Cioè non è un discorso semplice da fare, anche perché non c'è un solo tipo di rotatoria, è un discorso un po' più lungo. Quando mi è capitato di fare delle lezioni ai futuri esaminatori della motorizzazione, questa lezioncina durava un paio d'ore e aveva bisogno di schemi e schemini, non era una cosa semplice. Ma perché la poi faremo, perché se l'ingegnere avrà così la fortuna di dire di sì a Birella, per me è una fortuna. Non sarà molto simpatica come lezione, sarà noiosa come tutte le lezioni, però ecco, purtroppo per la sicurezza questo è altro. Se si deve usare un termine, però ecco, ci tengo a ribadire una cosa: il comportamento, diciamo, sicuramente intelligente e coscienzioso di molte persone di una certa età, ma non solo di una certa età, che quando si sono trovate ad affrontare le rotatorie per la prima volta nella loro città o nel loro quartiere, si sono rivolti alle autoscuole. Facciamo un'oretta di guida, fammi vedere che differenza c'è fra una rotatoria, una corsia, una rotatoria a 2 o a 3 corsie. Fammi vedere, perché poi in prossimità di un incrocio non c'è una sola cosa a cui pensare. Devi pensare, per esempio, nel neopatentato, la prima cosa a cui pensa, che poi è l'ultima a cui dovrebbe pensare, ecco adesso che marcia metto. Fermo così perché non possiamo più andare avanti. Perché ma gliel'ho detto che il discorso è lungo. Il discorso è lungo. L'abbiamo iniziato, ingegnere. Allora, Salvatore Federico, io so che ha portato anche un altro foglietto, cosa vuole dirci? No, volevo dire semplicemente che noi il nostro percorso che abbiamo avviato, che aiuta anche le mamme e le famiglie per andare a lavorare, visto che si parlava di lavoro, che se non si trova una soluzione ai bambini, quindi nei centri estivi, il rischio è che non si riesce ovviamente a andare a lavoro. Noi quest'anno il centro estivo, il titolo l'abbiamo dato, che è il seguente: raccogli ciò che curi, nei confronti dell'ambiente, del territorio, dei nonni. Ecco, quindi siamo impegnati a 360 gradi a tentare di costruire una cultura della responsabilità e della cura, incominciando da piccoli. Stiamo facendo su dei bei lavori, anche sempre con i piccoli, aiutati da animatrici molto volenterose e preparate, e quindi sicuramente abbiamo delle grandi aspettative. Cosa anche ci ha portato là, che vedo un cappellino e una maglietta? Io mi sono permesso, Mirella, di farle un regalo, un cappellino che noi diamo agli animatori e ai bambini, e poi una maglietta che secondo me è il colore proprio giusto per i suoi capelli. Sì, cioè, è proprio perfetto, grazie, veramente grazie. E grazie per l'invito. Eccola qua, lo mettiamo così. Perché io con tutti i capelli che mi vogliono 800 beretti.
Poi se vuole, quando vuole, la invitiamo in mezzo ai nostri bambini, perché poi dopo essere lì dal vivo è veramente una bella soddisfazione. Federico, ma la sicurezza, quella che diceva l'ingegnere, che è fondamentale, perché se tu da piccolo inizi a capire, ecco, veramente i segnali della sicurezza tu li apprendi, è il genitore che deve impegnarsi su questo. Non può il genitore andare in bicicletta perché adesso è bel tempo, tutti in bicicletta, e poi vediamo come corrono sti genitori con i bambini, perché bisogna anche capire, il bambino segue all'esempio davanti e questo esempio è negativo al massimo. Ecco, prego, cosa vorrebbe dire? Ma su questo sicuramente vedo una nota positiva dai miei tempi ad oggi, ecco, perché per esempio proprio ieri la mia nipotina più piccola, 5 anni, ha preso la bicicletta e la prima cosa che poi cercava, chiedeva a suo papà: papà, ma dov'è il caschetto? Cioè lei non è salita in bicicletta senza il casco, cosa avete capito perché? Cioè, dove i genitori, ovviamente tutti e tre i figli, non si muovono senza caschetto in testa, e ovviamente con delle regole, cercando di andare nelle strade dove è possibile anche andare, perché a volte dappertutto con questi bambini, a volte non bisogna neanche rischiare a tutti i costi, poi bisogna anche dire che probabilmente magari non tutto il nostro territorio nazionale è predisposto, come dicevo prima, spazio per bambini, per andare a spasso in bicicletta o per giocare, e questa è un'altra cosa, dovremmo lavorarci. Però sono abbastanza ottimista perché vedo i bambini che sono più responsabili dei genitori spesso. Molto resta ancora da fare, perché molto, come diceva l'ingegnere, molto resta ancora da fare, e secondo me dipende molto dai genitori, dipende molto dalle amministrazioni che devono dare magari quella possibilità di costruire quella cultura della sicurezza, dell'integrazione anche tra i bambini e sul territorio, e penso che sicuramente avremo un paese e delle comunità migliori di quelle che sono oggi. Vediamo anche i costi di questi centri estivi, perché molte famiglie dicono ci sono dei costi che noi non possiamo sostenere, anche se molte amministrazioni vengono in aiuto in questo. Cosa dice Ma noi anche Federico? qua, grazie anche alle amministrazioni che stiamo lavorando, l'amministrazione di San Bonifacio e quella di Arcole, abbiamo la possibilità di tenere dei prezzi calmierati, come si può dire. Cosa costa? Allora, costa 75 euro a settimana, e non ci sono iscrizioni, non c'è nient'altro, perché poi alcuni centri estivi ti iscrivi con una cifra e poi c'è da andare in piscina, aggiungi 5 euro, c'è da fare un'altra cosa. Noi 75 euro, il venerdì si va in piscina, si pranza in piscina, e ci sono anche altre uscite ed è compreso nei 75 euro, cioè tutto compreso nei 75 euro. Questo è permesso perché grazie anche all'amministrazione, come la stessa cosa anche quella di Arcole, dove facciamo gli accordi e si cerca assieme di... E se un bambino non ha la possibilità, una famiglia? Ecco, perfetto. Se non ha una famiglia, noi abbiamo firmato anche con l'amministrazione una nostra disponibilità di prendersi carico anche di bambini, dove lo stiamo facendo. Poi io preferisco non parlarne molto. Ieri pomeriggio ho trovato proprio una famiglia, domenica, dice, beh, io lo manderei, però ecco, noi stiamo pensando anche di istituire un fondo dove si può anche accedere, perché molte famiglie hanno una grandissima dignità, fanno fatica anche a chiederti l'aiuto, però stiamo facendo in modo che si possa accedere a tutti, anche perché, chiudo, questi sono centri estivi prevalentemente sportivi, e noi ricordiamoci che lo sport è stato inserito nella Costituzione all'unanimità a livello nazionale, i partiti l'hanno e lo sport bisognerebbe dare la possibilità a tutti i bambini, a tutti, al di là del reddito, di frequentare palestre, campi di calcio, quello che preferiscono fare, perché finché fanno sport li teniamo distanti da altre cose, finché fanno sport, perché anche dal punto di vista statistico, se andiamo a vedere chi frequenta gli sport, chi frequenta le palestre,
diciamo, ha meno probabilità di fare altre cose. Perciò quindi abbiamo la possibilità di migliorare il nostro ambiente e far crescere meglio i nostri figli. Avete i centri estivi aperti? Sì, noi abbiamo 10 settimane. Perché di solito agosto è tutto chiuso, si ferma tutto. Noi abbiamo una flessibilità massima, nel senso che anche la mattina noi dovremmo partire alle 8, poi l'abbiamo portato anche alle 8 meno un quarto e poi c'è alle 7 e mezza, perché poi i genitori, quello che dicevo prima, i centri estivi, se non ci sono, i genitori fanno fatica anche ad andare a lavorare. C'è quello che ha mezz'ora per arrivare al lavoro, ha bisogno di arrivarci puntuale, allora diamo un minimo. Stiamo facendo anche accordi con aziende dove, perché poi la mia esperienza è quella lì di sindacalisti, dove le aziende ci danno a noi magari gli orari dei turni eccetera, e vediamo di adattare tutto quanto il lavoro in funzione anche di... Senta, Federico, ma questi Maranza così chiamati, invece di annoiarsi così, perché non vengono a fare formazione con i centri estivi e aiutare? Perché quando mi dicono che vanno nell'RSA a aiutare i diversamente giovani, perché non li mettiamo invece nei centri estivi ad aiutare? Questo secondo me sarebbe una bella idea, però è uno dei grossi problemi che noi abbiamo, che hanno anche le amministrazioni sul territorio, è oltre che trovare la soluzione di impegnare i bambini, diciamo fino alla terza media, mettiamola così, ci sono gli adolescenti che non si sa cosa fanno tutto il giorno. Noi stiamo tentando anche a spese nostre di avviare un percorso per adolescenti per impegnarli a fare delle cose. Adesso abbiamo un programma, vediamo se l'amministrazione... Ma non dovrebbe essere qualcun altro che fa questo programma? Cioè, capisci che noi paghiamo della gente che dovrebbe fare proprio questo, di cercare di integrare nella maniera giusta e nella maniera corretta quelli che si annoiano e che fanno atti di vandalismo di tutti i colori. Lei ha centrato un punto, cioè ci sono genitori, quando noi prendiamo i minorenni, che ne prendiamo non moltissimi perché si basa sui maggiorenni come animatori, ci ringraziano proprio veramente all'infinito, continuano a ringraziare, perché prendiamo questi 16enni, 17enni e la mamma continua a dire: se non viene lì da voi cosa fa? Il problema è che anche per gli adolescenti bisogna trovare poi come fare, ce ne sono tante alternative, perché mentre per i piccoli se tu non trovi un posto non vai a lavorare, per gli adolescenti li lasci a casa. Una volta il più grande, guardava il più piccolo, insegnava a giocare anche al più piccolo, non è che dobbiamo fasciarci tanto la testa per capire come fare, il problema è che abbiamo una burocrazia che veramente è una cosa spaventosa, questo è il grande problema che abbiamo. Ingegnere, come ci saluta, con quale messaggio? Intanto complimentandomi per la sua iniziativa, l'unico problema, ecco, se fosse largamente diffusa in tutto il territorio nazionale, sarebbe sicuramente la soluzione di 1000 problemi. Assolutamente. Temo che non sia così. Quindi torniamo un po' al discorso dello smart working. Sì. Un altro ulteriore vantaggio a scuole chiuse per questi genitori che non sanno a chi lasciare i figli. Attenzione, adesso quasi sempre figli unici, quindi non c'è più il fratello grande che tiene quello piccolo. La famiglia, ecco. Lo smart working consentirebbe appunto alla mamma di stare col figlio e non può che fargli bene, quindi avere un rapporto più diretto e più duraturo con i figli, lavorare da casa, risparmiare su quello che si può spendere per una babysitter e così via, e continuare il discorso di prima, cioè anche la diminuzione percentuale degli incidenti. Quindi mi auguro che presto questa sua iniziativa, meritevole assolutamente, complimenti. Noi abbiamo proposto di costituire un coordinamento a livello veneto su questa esperienza qua. Magari perciò se la Mirella ci dà anche approfitto, perché si potrebbe partire in modo veramente regolare, mettendo in regola gli animatori che hanno diritto anche loro, perché anche i giovani che vengono a fare gli animatori, cioè tu non puoi predicare bene la legalità, tutte queste cose, e poi dopo funziona diversamente. Certo. Cioè bisogna veramente, come diceva prima Mirella, essere coerenti sulle questioni, perché basta prediche, bisogna praticare un poco, tutti, a cominciare dalle amministrazioni, perché non funziona. Noi andiamo a sbattere. Prima o dopo andiamo a sbattere, non c'è niente da fare, perché loro stanno alzando sempre di più l'asticella e siccome non c'è la certezza della pena, ecco, cioè il minore ha tutte le carte vincenti in tasca e gli altri no, e allora così non si va da nessuna parte. Io ringrazio
Michele, velocissimo che sono in chiusura, vai. Mirella, ascolta, quando si parla di smart working si pensa che tutti siano dirigenti o impiegati, ma ci sono molte donne che vanno a fare le operaie, ok? E quindi con lo smart working non potrebbero mai farlo. Quindi questo discorso dello smart working sì, va bene, però per certe categorie, ma la stragrande maggioranza va a fare lavori manuali. Ok, quindi teniamo conto di questo, basta che ci riempiamo la bocca sempre con lo smart working. Non tutti sono impiegati e dirigenti, manager, eccetera. Grazie, adesso devo veramente chiudere, ma naturalmente l'ingegnere parlava di quelli che potrebbero farlo. Una risposta veloce, l'ho già data. La legge che segue il traffico, l'inquinamento, eccetera, eccetera, è una legge quadratica. Quindi togliere un 20%, quindi non dico tutti, è chiaro che ci mancherebbe altro che tutti lavoriamo da casa, ma togliere un 20% significa togliere un 40% di traffico, un 40% di incidenti, un 40% di bisogno di spostarsi. Grazie all'ingegnere Leopoldo Matarazzo di essere stato con noi, già direttore della motorizzazione a Treviso. Grazie a Salvatore Federico, già direttore edile, adesso fa il nonno pensionato, ma con tante idee, tanti progetti con i centri estivi. Grazie a voi e adesso andiamo a vedere il vostro assegno a chi è andato. Io spero bene per te. Come sta andando, Bruna? Non bene. Purtroppo avevo una bolletta che non finiva più e non ci sono riuscita e loro sono andata dall'assistente a spiegare tutto qua e là, però non ci siamo capite molto probabilmente e mi hanno staccato il gas. Cioè, mi hanno dato un contributo di 360 euro e io ho pagato altre cose, Mirella, perché sono arrivata con degli insoluti, mi ha detto porta questo, porta quello e l'affitto che non riesco più di pagare, cioè sono sincera, io ho parlato con il geometra dell'appartamento e tutto quanto, però io non riesco più ad uscire, insomma, cioè, io non lo so cosa succederà, mio marito è morto, non so se l'ho detto, di cancro, lì, comunque vabbè, adesso mi viene da piangere. Dai Bruna, cioè non avere una spalla sulla quale appoggiarsi è dura, per questo dovrebbero aiutare ancora di più noi donne, perché diventiamo un po' deboli in queste situazioni. E secondo me dovrebbero proprio aiutare. Ma purtroppo è molto difficile dimenticare perché cioè, quando si passano certe cose, la malattia e tutto quanto, come sono mangiata tutto, cioè, nessuno ti aiuta, io non lo so. E tanti dicono va tutto bene, i ristoranti sono pieni, le agenzie di viaggio sono piene, la Movida è piena di gente e poi noi troviamo Bruna, Tiziana, Anna, troviamo di tutto e di più. Allora questo è l'assegno, Bruna. Grazie. Che ti sei meritata. Comunque non saranno grosse cifre, ma ti permetteranno la solidarietà, l'aiuto. Guarda, cioè io sono una persona che veramente se non fossi stata forte, non avessi questo carattere, non ce l'avrei fatta a superare certe cose, cioè certe situazioni, veramente. Grazie. Pensiamo che Bruna se lo meriti proprio questo assegno come tutti gli altri, vedete, con una piccola cifra però per loro quanto importante è. Domani Bruna forse riuscirà a chiudere qualcosina che le sta... qualche insoluto, certo. Vi ringrazio, è molto importante per me, insomma, avere un aiuto. Grazie mille. Ciao Bruna.